parte subito, scaldiamo subito i motori con Tommaso Razzolini, consigliere regionale Fratelli d'Italia. Buongiorno. Buongiorno Razzolini, che è qui con noi perché? Perché parleremo di giovani, la politica con i giovani in politica e i sacrifici, l'impegno che ci vuole per prendere i voti, perché ci vogliono tanti numeri per arrivare nei posti dove veramente contano, specialmente la stanza dei bottoni. Ma soprattutto perché questo ragazzo, da quando Mirella ha aperto il Banco Solidale, non è né per sviolinarlo né perché voglio fare promozione di Tommaso Razzolini, perché però sapete che Mirella quel che è di Cesare è di Cesare. È l'unico a livello politico che è venuto sempre a trovarci al Banco Solidale, ha sempre cercato di supportarlo, anche con un impegno oggettivo, concreto, con alimentari, a Natale con il vino, perché deve esserci anche questa gioia, a vedere se avevo bisogno di qualcosa. Avete visto anche ieri questi giovani che mi propone per far capire che ci sono buoni esempi, belli esempi di ragazzi che veramente devono essere visti cosa fanno. E poi dalle telefonate che ricevo, e che siete voi, date conforto a questo, perché dite ma che bravi ragazzi, continuate. Ecco, capite l'importanza di avere i buoni esempi. Allora, Razzolini, cos'è il buon esempio in politica? Un buon esempio è cercare di mettersela tutta, di rispettare le regole e di muoversi, diciamo, con coerenza in base anche alle proprie idee. Quindi sì, anche piccoli gesti che poi effettivamente danno il buon esempio, nel senso che se uno si comporta male anche con cose minime, ma perché la sua possibilità è a livello minimo, quando poi farà il passo per le cose, diciamo, un po' più grandi, non è detto che si comporterà bene o che prenderà sempre quella parte, se quando effettivamente poteva decidere molto meno si è comportato male. Quindi il buon esempio è cercare di essere sempre sulla retta via, rispettare le leggi e comportarsi moralmente come uno ritiene in base ai propri valori, al proprio credo, al proprio ideale, alle proprie convinzioni, insomma, essere coerenti. Allora Razzolini, è vero quello che dice, però è anche vero che poi qualche politico, non tutti perché ci sono anche bravissimi e buonissimi esempi anche in politica, ci mancherebbe, si può mica sparare nel mucchio e dire che tutto è da buttare, anche se c'è molto da buttare, ma non importa. Quello che vorremmo anche capire è che quando si è a livelli comunali le cose vanno anche bene. Il problema è che quando si sale poi entri su un sistema, specialmente quando arrivi a Roma, più di qualcuno, è un sistema che ti fa perdere quella che è la necessità del territorio, del tuo territorio, soprattutto l'ascolto del territorio. Ecco, questi parlamentari che si fa fatica a incontrarli, a farli arrivare in trasmissione, molto dicono che sono molto impegnati, ma se vogliono, dove vogliono, arrivano sempre, basta volere, potere e volere, dicono. E invece non riescono a capire che il popolo li sta guardando, li sta osservando. Ed è un popolo anche intelligente. Purtroppo è un popolo anche del Minovò combatta, specialmente qui al nord, purtroppo. È un popolo fatto anche, specialmente anche da noi, di campanili. È un popolo diversificato. Però noi dobbiamo prendere il meglio. E qual è il meglio di questo popolo e di questa popolazione veneta? Sono i diversamente giovani, sono i giovani, i problemi che abbiamo che li affliggono tutte le volte che si alzano e che aprono gli occhi, stipendi bassi, pensioni basse, non ci sono case per i giovani, non ci sono strutture per i diversamente giovani, anche pagando non li trovi. Il sistema però va da un'altra parte, va dove ci sono dei business enormi. Cosa ne pensa Razzolini? Penso che la gestione, per parlare, diciamo, di quello che si era discusso a inizio discorso, a livello comunale è anche più semplice poi avere a che fare con il cittadino, perché io faccio l'esempio mio: quando ero in comune a Valdobbiadene e andavo tendenzialmente quasi ogni giorno in municipio per seguire il lavoro dei dirigenti, il lavoro del personale, fare incontri con le associazioni, andare a trovare comunque le categorie per la quale io rivestivo un ruolo come assessore al commercio, turismo eccetera, essendo che sei
nel tuo habitat abbastanza naturale ti è comodo e ti è semplice andare a bere un caffè al bar, là ti trovi i tuoi cittadini, fai due parole, ovviamente devi essere predisposto al dialogo perché sennò è un problema, però insomma su questo non credo che sia neanche tanto difficile, soprattutto per chi ha l'ambizione di fare comunque politica e quindi di rappresentare i propri cittadini. Mentre poi quando, anche oggi che sono in consiglio regionale, vedo Venezia, è difficile trovare persone che conosci, con la quale puoi scambiare delle opinioni, perché? Perché ci sono tanti turisti, perché non è il tuo comune, perché passa tanta gente, quindi per dei giorni a settimana, se prima ero 7 giorni su 7 nel mio comune di 10.000 abitanti, adesso lo sono molto meno, perché poi ovviamente si apre anche la superficie di rappresentanza, quindi non è solo il comune ma è tutta la provincia, se non addirittura la regione, quindi hai un minor impatto magari con i cittadini, però tendenzialmente uno deve sempre cercare di essere presente e ascoltare e nelle possibilità anche dare risposte positive o negative in base a quello che si può fare. Non è facile, però insomma la presenza della politica sul territorio credo che sia auspicabile e una situazione anche di fondamentale per chi appunto riveste questo ruolo, perché se uno parla con la gente si rende conto anche dei bisogni, delle necessità, a volte magari arrivano anche critiche così, perché le persone a volte vogliono criticare e basta, però si ascolta e si valuta con la propria testa poi la decisione da prendere o l'impegno da mettere, se effettivamente ha un minimo di fondamento e di verità oppure se era giusto una contestazione perché voleva essere una contestazione, però questo si fa ascoltando le persone. Adesso ascoltiamo in effetti una persona che è il nostro Rinaldo, sempre il numero 1 quasi, da Venezia. Ciao Rinaldo! Ciao Mirella e buongiorno al tuo ospite. Buongiorno. Innanzitutto Sbassa la televisione e parla al telefono, per fortuna che siamo che te chiami. Sbassa la televisione. Innanzitutto ti darei un devo guardare un'altra roba. Innanzitutto mi fa piacere che questo ragazzo se ti applausi così se dai suoi meriti, perché se c'è una che non guarda è politica, ti guardi quello che fa, ti alla fine Mirella, e vado a portarti i saluti a Elena Donassan, sono stata a cena con ella, perché l'Italia ho detto, te ho visto per televisione, dai Mirella, e poi Mirella ci facciamo sempre. Saluti mio amico. Grazie Rinaldo, veramente grazie, ricambio i saluti per Elena, grazie per Elena Donazan. Da 40 anni Elena, pensati, ed è una puttana. Comunque, sto film è qua, indipendentemente da quello il tipo di politica che fa, è un bravo film, bisogna dare una spenta sì, perché se secondo il tuo punto di vista è dai numeri, va bene, non ti guardi i partiti, ti vedi quello che fa, se sta così vuol dire che sei una brava persona, cerchiamo di votarlo e di dargli una mano e vada avanti, perché da Giso è una persona onesta, un giovane che sa cosa fare. Rinaldo, scuola Donazan anch'io. So. Pensa che andavo a casa da Donazan ed era ancora suo papà, e te parlo di 40 anni fa, ed era una putea. Andavamo a fare vendemmia a Verona perché aveva un giro che aveva... Adesso sta a contare una storia, se no non finimo più dopo i Bronta. Grazie Rinaldo, molte grazie. Il problema, vedi Rinaldo, non è la politica, il voto, che io sto cercando di far capire. Io sto cercando di far capire cosa fanno i giovani, anche quelli che sono in politica, come cercano di dare risposte al proprio territorio, specialmente un territorio fatto di molte persone che non arrivano alla fine del mese. Pensate che adesso abbiamo aperto, anzi la invito a visitarlo, Scuola di Cucina al Banco Solidale. Ieri abbiamo avuto anche la visita del viceprefetto che è stato veramente contento di quello che ha visto e voi non avete idea, con un cuoco naturalmente, abbiamo fatto il tiramisù ieri, ma vedere tutte queste culture assieme, che mangiavano assieme, che assaggiavano questo dolce, facevano le critiche, vuol dire che di essere riusciti a staccare la spina a queste persone che arrivano veramente depresse, perché ognuno ha un suo problema e non sono problemi semplici, ve lo posso assicurare,
Perciò capite l'importanza anche dell'aggregazione, dell'inclusione. Ecco, lì non si guarda il colore, ma si guarda la persona. Ecco, questa persona che capisce che è accolta e non si vergogna ad arrivare a mettersi, anzi si aiutano tra di loro. Ecco, questo è un problema che ho detto anche alle pari opportunità dei banchi solidali, che lei è venuta e conosce benissimo com'è, l'importanza dell'inclusione. I banchi alimentari fanno inclusione, la solidarietà è inclusiva. Prego Razzolini. No, sono d'accordo, nel senso che tante volte ci lamentiamo della poca integrazione, però effettivamente l'inclusione per chi vuole poi integrarsi, perché su questo c'è un capitolo da, certo, da aprire, è fondamentale, perché appunto non siamo razzisti, non vogliamo male a nessuno, però vogliamo che ci siano delle regole, che queste regole vengano rispettate e che se una persona è capace, ha voglia di fare, di impegnarsi, si comporta bene, rispetta le nostre regole, eccetera, perché non includerla in un sistema che così si fa parte attiva, anche lei si dà da fare per la comunità. Credo che questa sia una cosa positiva. Cosa diversa è chi viene qui per rubare, per spacciare, per far danno, per non rispettare le regole, perché pensa che i soldi devono arrivare e può fare quello che vuole. Questo è un altro discorso. Quindi qua deve intervenire, ecco, qua deve intervenire la politica con certo, leggi serie, certo, severe, giuste, leggi che devono far capire che non si scherza e non si sbaglia, ma anche se le leggi sono interpretazione o non vengono applicate, come non le avessimo. Allora andiamo a vedere proprio a Possagno, visto che abbiamo portato, grazie anche a lui, questi diversamente giovani, questi diversamente agili, a vedere la gipsoteca, ma poi a visitare, a mangiare in questo agriturismo molto importante, perché aveva tutti i supporti per accogliere queste fragilità. Andiamo a vedere l'intervista di Razzolini a Valdobbiadene. Siamo all'agriturismo Le Masine di Valdobbiadene assieme al consigliere regionale Tommaso Razzolini, perché se siamo qui, questa gita bellissima che abbiamo iniziato alla Gipsoteca Antonio Canova di Possagno, è merito anche del consigliere Razzolini. Voi sapete che io dico quello che è la verità, lui si è dato molto da fare, ha supportato questa gita. Cos'è l'inclusività per lei, Razzolini? L'inclusività è il far vivere le varie possibilità a tutte le persone, quelle che effettivamente riescono tranquillamente a fare qualsiasi cosa, ma anche quelle che hanno qualche problema fisico o comunque preposto, perché hanno qualche handicap piuttosto che altre situazioni. Quindi l'inclusività è comunque cercare di includere tutti, non lasciare indietro nessuno e far poter vivere dei vari momenti come è quello di oggi. Mirella, qui merito tuo, insomma, che hai voluto portare avanti questa bella iniziativa, prima in Gipsoteca a Possagno, oggi qui un pranzo in Colline UNESCO di Conegliano Valdobbiadene, qui siamo a Valdobbiadene ovviamente, e dopo in cantina, per far appunto assaporare e anche vedere i posti che magari tendenzialmente per una persona qualsiasi ogni domenica può venire, mentre invece persone che hanno più difficoltà hanno bisogno di un accompagnamento, e tu oggi le hai rese inclusive di questa bellissima giornata. Allora, l'importanza è però far capire che forse dobbiamo fare qualche dei passi avanti anche a livello regionale per dare la possibilità anche ai direttori generali delle ULS, ai direttori generali, presidenti della RSA, di avere più la possibilità di portare fuori questi ragazzi. Però noi ci troviamo con la difficoltà di trovare anche i posti. Lei ne è stato testimone, non è facile muoversi con 100, 200 diversamente giovani o diversamente abili, perché non siamo preparati come strutture, ne abbiamo pochissime e non tutte con una capienza ottimale con quello che serve. Certo, bisogna conoscere bene il territorio e le varie strutture, poi in base alle esigenze cercare i bagni appunto che siano tutti in regola, che possono essere per le persone in carrozzina, locali comunque che hanno una certa superficie e tutto quello che ne consegue. Ovviamente se si affianca anche le persone magari del posto è facile che sappiano dare delle giuste indicazioni. Ovvio che bisogna andare in questa direzione, quindi cercare di barriere architettoniche piuttosto che accesso ai bagni, ai servizi e tutto quello che ne deriva, essere sempre più vicini a questo mondo che sembra magari a volte non esserci per chi non ne è contatto, non ha modo di conoscerlo, però invece esiste
qui lo vediamo e sono persone comunque che meritano come tutti quanti, insomma, anzi forse loro hanno una marcia in più rispetto a noi, perché in una situazione molto più difficile sanno veramente sorridere nonostante tutte le difficoltà del caso. Anche perché riusciamo anche a capire, come sta facendo il consigliere Tommaso Razzolini, l'importanza di esserci sul posto, di vedere, di capire le necessità. È questo forse che manca a certa politica, toccare con mano quella che è la realtà, perché passi in avanti bisogna farne tantissimi. Io ho parlato col sindaco di Possagno Favaro, ha detto ad esempio il piano PEBA, che è un piano molto importante che ha anche spiegato, esatto, l'importanza di andare avanti, perché sennò non andiamo da nessuna parte. Assolutamente sì, questo è un piano che i comuni stanno adottando. Cos'è il piano PEBA? È un piano per le barriere architettoniche, dove si cerca anche sui marciapiedi, rispetto che altre situazioni, scalini eccetera, gradinate, di agevolare, quindi di rendere disponibile l'accesso alle persone in carrozzina o col passeggino, perché a volte anche la mamma col passeggino con dei bambini ha difficoltà appunto a muoversi proprio per questo motivo, e quindi vedere gli attraversamenti, i gradini, i marciapiedi da un altro punto di vista, che sono le persone che hanno altre esigenze, altre difficoltà rispetto alle persone che magari possono utilizzare tranquillamente le proprie gambe per muoversi, ecco, e quindi poi adattare anche le opere già esistenti e modificarle per dare un vantaggio in più a queste persone e far sentire tutti quanti più inclusivi, insomma essere più inclusivi verso il prossimo. Grazie a Tommaso Razzolini, consigliere regionale, ancora grazie, perché se siamo qui è merito di questo consigliere che ha capito l'importanza di investire nell'inclusività. Grazie. Allora saluto e ringrazio anche un'altra numero uno, un'altra associazione al top, proprio nelle top 10, che è Bianca Pavan, presidente conferenza di San Donà di Piave della San Vincenzo de Paoli. Grazie presidente veramente di essere qua. Guardate l'impegno di queste persone che hanno dato nella loro vita tanto, un segnale per aiutare le fragilità concretamente, creando questa meraviglia che è la San Vincenzo de Paoli, bisogna dirlo perché io la conosco da una vita, sempre nel territorio, vedete non c'è solo Mirella, ci sono tante realtà. Allora qualcuno dice, presidente, ma la solidarietà si deve fare, si deve stare zitti, ma cos'è sta storia? Ma come si deve stare zitti? Perché è una vergogna fare solidarietà, c'è una vergogna dire io sto cercando di aiutare concretamente le famiglie, ma che stiamo scherzando? Ma perché devo stare zitta nel momento che posso far vedere chi veramente fa qualcosa nel territorio concretamente, non bla 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 bla, che tutti sono. Ecco presidente, cosa vuole dire anche a Tommaso Razzolini, a questo giovane che ha capito, come altri naturalmente, ma lui anche forse uno dei pochi, l'importanza della fragilità, della parola inclusività, della compostezza, dell'etica. Prego presidente, e spieghiamo anche cosa fa la San Vincenzo de Paoli. Dunque, io sono sempre partita e condivido con altri dicendo che donando riceviamo molto di più di quello che diamo. Ci ricarica, ci fa diventare amici di molte persone, di condividere sia le gioie che i dolori. Così noi vogliamo bene, entriamo anche nelle case di riposo dove c'è tanto bisogno di una parola, perché diciamo che la povertà si trova proprio in quelle situazioni, perché c'è chi è abbandonato, chi è ammalato, chi è felice anche di essere là perché è in compagnia, ecco, condivide la giornata. Poi nelle case di riposo ci sono anche delle attività che noi aiutiamo. Giochiamo alla tombola assieme a loro, cerchiamo di farli vincere tutti. Allora presidente, una cosa che ho notato, volevo sentire anche cosa ne pensava anche lei, quando abbiamo fatto questa gita inclusiva, una delle tante che cerco di fare grazie a questa grande famiglia di Rete Veneta che ho, di Sveglia Veneta, che col supporto anche che mi dà riesco a fare anche queste cose. Io mi sono ritrovata, siccome dialogo molto con queste persone, voglio capire ecco, cosa hanno desiderio di fare, come vedono la situazione,
le ho trovate molto preparate, nel senso che hanno voglia di conoscere. Perché non tutti hanno l'Alzheimer, come dice lei, non tutti hanno patologie, ci sono realtà, basta vedere delle volte le nostre centenari, come nelle nostre interviste, cosa dicono, ma soprattutto la voglia di conoscere. E alla mia domanda, ad esempio sulla donazione di organi, ad esempio sul fine vita, chiedendo loro cosa ne pensate, e la risposta è stata, Presidente: non sappiamo niente perché nessuno ci racconta niente, perciò noi ci affidiamo ai figli. I figli decideranno per noi. E allora io continuo. Ma dimmi, avresti piacere di capire com'è la realtà, cosa si può fare, non si può fare, cos'è la donazione? Magari, Mirella, ma come vorrei capire? Ma questo spunto me l'ha dato quando ho intervistato e ho avuto ospite il professor Marella, che è il professore di diritto internazionale. E lo dico quasi tutte le mattine per far capire dove voglio arrivare, voi lo sapete. Mi hanno detto: ma cosa inviti il professore di diritto internazionale al mattino col pubblico che hai? Presidente, le telefonate che ho ricevuto, e Giulia è una testimonianza, ha ringraziato il professore per come ha spiegato cos'è il diritto internazionale, cosa prevede, cosa non prevede, i limiti, perché ha capito qualcosa. Perché non devono capire? Perché deve essere solo un tema che riguardi i tecnici? Oppure, cioè, c'è la voglia, perché io dico sempre che l'occhio, Presidente, non invecchia mai. Sbaglio? Cosa ne pensa, Presidente? No, è vero, perché hanno voglia di ascoltare, però ci sono degli argomenti delicati che dovremmo essere preparati a condividere queste situazioni, anche per esempio quello degli organi che lei adesso parlava. Innanzitutto è benissimo che vengano persone qualificate, perché potremmo dire una parola sbagliata che fa prendere paura alle persone che ascoltano, anche gli organi. Dare un organo nostro a un'altra persona, ma io sono ancora vivo, sono morto, è là il momento delicato che appunto, come diceva lei, ci deve essere persone, professori che sanno mettere le parole giuste al momento giusto, alle persone giuste. E in effetti ho parlato di questo col professor Cozzi, che è il direttore della clinica universitaria di Padova di trapianto. E lui mi ha dato ragione, ha detto: forse dobbiamo noi fare questo, dobbiamo noi spiegare, come dice giustamente lei, nella maniera giusta, nel modo giusto, facendo vedere quello che noi riteniamo utile far vedere, perché sarebbe un passo in avanti. Mi ha ringraziato di questo passaggio, Presidente, che vorremmo fare tutti insieme, perciò coinvolgerò, anche se avete piacere, la San Vincenzo. Senz'altro, grazie. Dove avremmo la possibilità, perché anche Razzolini diventerà diversamente giovane, non è che rimanga sempre così. Sono già donatore di organi comunque. Ecco. Oppure a chiunque può capitare purtroppo degli incidenti, e devi sapere come mai i giovani di famiglie donatrici, i ragazzi sanno di cosa parlano, fanno i testamenti ancora prima, perché se ne discute in famiglia, sono già preparati a un passaggio anche se drammatico, perché c'è la preparazione in famiglia, genitori donatori, anche le donne scuole, donatori, anche le scuole anche. Però là, vede Presidente, voglio sentire anche Razzolini cosa ne pensa adesso. Sì, la lezioncina nella scuola, ma non li intrighiamo più, Presidente, si perdono. Cioè non riusciamo a catturare l'attenzione di tutta la classe, poco, perché sono argomenti, se invece noi li portiamo in queste università che abbiamo la fortuna di avere anche a due passi da casa, l'ho detto anche ai direttori generali, questo sia il dottor Benazzi che è il direttore generale Dalbè, io parlo con loro. Forse già l'ambiente, perché già entrare in un ospedale, cioè non è più la realtà che tu vedi a scuola o che tu vedi per strada. Là tocchi con mano la sofferenza, la senti un profumo diverso. Certo. Cosa ne pensi, Razzolini? Ma penso che far
chiarezza e raccontare, spiegare queste attività sia molto importante per tutti quanti noi, anche perché io mi sono iscritto molti anni fa all'AIDO, sono stato anche consigliere dell'associazione l'AIDO di Valdobbiadene, ne saluto il già presidente Luciano Tramet, che si è sempre impegnato e ha sempre fatto attività nel comune proprio per far conoscere l'importanza della donazione di organi, con testimonianze di chi ha avuto trapianti, con la passeggiata della vita che si faceva in centro Valdobbiadene, dove comunque l'AIDO raccontava quello che faceva, con la festa del volontariato, proprio per far capire che basta un piccolo gesto nostro, perché alla fine io ho fatto una firma, ho lasciato il consenso della donazione di organi, un domani, quando io non sarò più nel mondo terreneo, diciamo, però magari darà sollievo, darà la possibilità a qualcun altro di usufruire di qualcosa di mio che effettivamente a me in quel momento non servirà più, ma però darà una continuità a qualcun altro, e quindi far passare questo messaggio è molto importante. E a Valdobbiadene so che con Luciano Tramet, ma in tutta la provincia di Treviso, perché so che anche il presidente attuale è molto bravo e sono molto impegnati, si stanno dando da fare, e per far questo però bisogna raccontarlo e spiegarlo ai giovani, nelle scuole, nelle manifestazioni, in serate anche dedicate. Poi è sempre difficile, me ne rendo conto, perché temi di questo tipo i giovani non è che magari sono così appassionati, per questo è bene già entrare nelle scuole quando effettivamente voglia o non voglia ascoltare, qualcosina, c'è chi capisce, chi riceve, chi come oltre se, alla però scuola dobbiamo fare altro, siccome sì, questi ragazzi certo, vogliono emozioni forti, perché loro vogliono, allora gliele diamo, ne abbiamo un sacco di emozioni forti da fargli provare se vogliono, però come dice la Presidente Pavan, che la ringrazio per aver capito la profondità di quello che vogliamo fare, è che ci vogliono le persone giuste, e siccome le abbiamo, ci sono professionisti che tutti ci invidiano, ecco, sono proprio dei luminari, possiamo farlo, perché non è possibile che l'anziano dica a mia età ormai cosa ho avuto Mirella Farghi dei miei 4 ossi, capite? Perché voglio che non deve funzionare così, perché sono scrigni magici quelli che abbiamo, loro devono capire l'importanza della loro persona, della qualità della loro persona, e noi dobbiamo fare questo passo. E allora, per capire ancora come si muove la solidarietà, andiamo a vedere il servizio della San Vincenzo de Paoli. Adesso parte. La generosità delle persone è sempre una cosa da apprezzare, specialmente per le persone che hanno bisogno nel nostro territorio. Grazie signora, gentilissima. Il grande cuore della Marca è tornato a battere anche per questa edizione della colletta alimentare. 150 i supermercati aderenti, centinaia i volontari che hanno consegnato a migliaia di trevigiani alle prese con la spesa del sabato le caratteristiche buste arancioni. L'elenco delle associazioni mobilitate è lunghissimo, compresa l'associazione Veneti schiacciati dalla crisi della nostra Mirella Tuzzato. Tra le quali possiamo ricordare San Vincenzo, gli Scout, i Lions, Round Table, gli Alpini e le scuole, con tanti giovani che ci vengono a dare una mano. E i trevigiani hanno donato pasta, riso, pomodoro, più in generale prodotti a lunga conservazione, graditi come sempre gli alimenti per la prima infanzia, omogeneizzati e pannolini. A Roncade si guarda già alla prossima edizione. Speriamo appunto che anche l'anno prossimo ci siano una serie di volontari in più, in modo da poter, qua a Roncade per esempio abbiamo 2 centri commerciali, uno è l'Aldi e l'altro è il Lidl, speriamo di riuscire ad avere più volontari in modo tale che anche un altro supermercato possa essere sede di banco alimentare. Grazie mille. Era un altro servizio, poi troveremo, speriamo, anche qualcos'altro che non è così semplice, però quello che importa è capire e vedere i giovani che fanno anche queste raccolte alimentari, perché è molto importante. Presidente Pavan, come vede la situazione? Lei che ha una storia, ha dei numeri da poter capire se va bene, se va male. Poi io sono un po' pessimista con questi aiuti che arrivano anche dai banchi nazionali, sempre meno cose, anche dai supermercati, perché ormai c'è il 3x4, il 4x2, la scadenza te la diamo, mentre una volta arrivava a noi questo. Com'è la situazione? Come vede la situazione, visto i numeri della povertà che sta crescendo, Presidente? Io sono ottimista per natura. Vedo che
ci conoscono nel territorio e cercano molte persone di aiutarci. Altri supermercati, per esempio andremo a fare una raccolta a ottobre qua alla Coop, siamo andati a maggio, abbiamo persone che hanno fiducia di noi e ci donano e questo ci rallegra il cuore sicuramente, perché operiamo, lavoriamo, cerchiamo sempre di darci da fare, di coinvolgere molta gente. Noi siamo in collaborazione anche con i salesiani, con gli scout, cerchiamo di coinvolgere sti ragazzi giovani e per noi è bello vedere sta gioventù che si mette la pettorina della Coop, ipotesi, che raccoglie per noi. È una cosa bellissima vedere i giovani lavorare. Ma a livello proprio, diciamo anche di empori, anche dei prodotti della comunità europea, perché io sono un po' pessimista qua invece, Presidente. Cioè, penso che con tutto il materiale che va buttato via tutti i giorni, purtroppo, tonnellate e tonnellate di cibo, quello che arriva e che abbiamo veramente bisogno fa fatica ad arrivare, ma sono i prodotti necessari, il latte, la farina, cioè non è che chiediamo il salmone, il latte, la farina, la passata di pomodoro, esatto. Cioè arriva sempre meno, proprio mentre dovrebbe arrivare molto di più quei prodotti che mi danno la possibilità con poco di mangiare, perché esatto. La farina puoi fare la pasta, puoi fare il pane, la farina tutti la conoscono. Ecco, secondo lei non c'è qualcosa che non torna più? Io ho sentito il trasportatore che è andato a Verona e una volta c'era la fila di camion, ma veramente di persone che andavano a raccogliere per poi distribuire alle varie associazioni. Non c'è più. Perché non c'è materiale, questa è la verità, bisogna anche iniziare a parlare di queste cose. Prego, Presidente. Sempre un po' meno, è vero. Però c'è il progetto Regione, la Regione che ci dà una mano. Per fortuna. E allora, per fortuna, e con gli introiti della Regione noi compriamo. Ecco, è arrivato, volevo che lo dicesse lei perché se lo dico io, sì. Poi volevo arrivare. Quello che ci manca compriamo, capito? Quello che ci manca compriamo. Infatti, Presidente, dico che non mettiamo i soldi in banca per prendere gli interessi, no, li investiamo man mano anche che arrivano proprio per soddisfare queste esigenze che è l'alimentazione, che deve essere un'alimentazione corretta. Pubblicità. Siamo con Matteo Gallina, titolare dell'agriturismo Le Mesine di Valdobbiadene. Allora Matteo, anche a te una domanda d'obbligo. Cosa vuol dire ristorazione e inclusione? Ma sicuramente è una cosa importantissima quella dell'inclusione, soprattutto quando appunto si ha attività ricettive così, da poter comunque ospitare anche persone che magari hanno appunto difficoltà e quindi avere appunto non avere barriere architettoniche, avere comunque servizi a disposizione per queste persone e cercare di dare loro il massimo del servizio, insomma. Allora Matteo, una cosa che ho notato e ti devo dire grazie è che voi invece avete pensato a questo, dai bagni non sempre facili da trovare per queste persone, ecco al parcheggio, ecco l'idea è stata della famiglia, dei tuoi genitori investire, perché bisogna investire in questo per far capire l'importanza dell'inclusività anche alla ristorazione, oppure sei stato tu a dire bisogna andare avanti, fare dei passi in più con l'inclusione? Ma noi a dire il vero siamo stati fin dall'inizio, ecco, dall'apertura comunque appena abbiamo fatto la ristrutturazione abbiamo cercato appunto di evitare di avere magari delle difficoltà che possono creare queste persone e quindi abbiamo cercato sin da subito appunto di fare in modo di creare
creare una struttura appunto che sia adatta, agibile anche per queste persone. Il menù di oggi, allora Matteo, lo diciamo, che menù hai preparato per i diversamente giovani e i diversamente agili? Allora, noi andiamo con i piatti forti della tradizione, della cucina veneta. Oggi ci saranno gnocchi con il ragù di manzo e poi il piatto forte, lo spiedo appunto, che è il cavallo di battaglia di questa zona, e poi dolci misti, crostate della casa come da tradizione, ecco. Allora ringraziamo e salutiamo Matteo Gallina con i suoi familiari, questa famiglia importantissima, e io devo dire grazie per aver capito, bisogna fare dei passi avanti per includere e non escludere. Certamente. Perché li abbiamo già esclusi. Certamente. Abbastanza. Sì. Grazie Matteo, grazie. Grazie a voi. Includere e non escludere. Perché ho fatto vedere questo servizio anche a Razzolini e alla Presidente Pavan? Perché purtroppo noi abbiamo delle strutture che non riescono a fare inclusione. Non ci sono i bagni, non sono le rampe di accesso, i parcheggi non sono comodi, e l'importanza invece che ha questo servizio è di far capire che se si vuole, quando ristrutturi, puoi pensare all'inclusione. Se mi arrivano le fragilità, riesco ad accettarle, ad accoglierle, a includere. So che Razzolini ha fatto molta fatica, perché tanto, ma alla fine quando che cerchi quello che include, non è che sia così facile. Basta andare a Cortina, hai visto la Cortina dei VIP, però alberghi e soprattutto ristoranti, ma tutte le strutture inclusive non ci sono. Tanto è vero che il presidente del CIP Vilnai ha fatto un convegno a Cortina su quella che è l'accoglienza e la struttura. Razzolini, la politica dovrà pur prendere in considerazione e obbligare, quando tu apri un'attività, l'attività deve essere inclusiva a 360 gradi. Ma stiamo scherzando? Queste sono persone che spendono. Avete visto le medaglie che sono riusciti a portare a casa? Ecco, perché veramente bisogna anche iniziare a parlare di questi ragazzi che si muovono poi con delle persone, con degli staff. E dove li mettiamo? Non si può, perché Cortina ha pensato solo, quasi sempre, ai VIP, all'inclusione dei VIP, e gli altri non sono VIP, no? Ma noi li faremo diventare VIP. Prego Razzolini, la politica e l'inclusione. No, sul discorso bagni ci sono già delle normative che prevedono che bisogna appunto avere dei servizi per disabili e di questo tipo. Ovvio che bisogna sempre di più cercare di stare a passo con le necessità che si possono anche evolvere negli anni. Sì, perché poi saltano sempre fuori nuove esigenze, nuove situazioni che magari fino a prima erano impossibili da realizzare e oggi invece si riesce a fare, quindi bisogna darsi da fare. È anche vero che ho avuto difficoltà di trovare un posto, ma perché? Perché c'erano 105 persone che mi facevano, sì, quindi bisognava trovare una stanza, bene o male, che li prendesse tutti, perché non potevamo dividerli. Però per non dotati le stanze ci sono anche di 200-300 posti, No, certo, però sai, un conto è una stanza da sagra, un conto è un ristorante, un agriturismo, quindi insomma là è stato un po' il problema. Poi ho trovato sì più locali che comunque erano a disposizione di arrivare facilmente con la carrozzina, di avere il bagno per disabili, di avere l'appoggio, tutto quello che necessita. Ovvio che bisogna, sì, su questo, ma ci sono i piani del PEB, come anche prima si stava dicendo nel servizio, che vanno proprio a lavorare non solo per i disabili ma anche per le mamme con la carrozzina, perché poi il problema è, sì, è che tante volte magari chi fa le leggi non vive una realtà e quindi non si rende conto, no? Perché poi è facile fare le cose quando tu sei in prima persona e te ne rendi conto, però la capacità della politica deve essere quella di ascoltare e immedesimarsi in situazioni dove di solito magari noi stessi non siamo chiamati a essere presenti, a conoscere. Ad esempio l'anziano che si muove con questo importante mezzo che sono le 3 ruote che ti danno la sicurezza di non cadere, è là, se non sei un ambiente inclusivo, dove andiamo? Allora Presidente, come commenta, e poi vogliamo sapere anche la storia della San Vincenzo, perché è bellissima, prego. Allora, la San Vincenzo nasce a San Donà nel 1930. C'era molta povertà,
però c'erano delle persone volenterose che volevano far del bene, volevano aiutare. Allora si è formato un gruppetto di personaggi, persone di San Donà, che hanno voluto mettersi assieme e pensare a portare a casa spese in famiglie veramente disastrate, perché dopo la guerra bambini anche senza genitori erano ospiti all'orfanatrofio, che adesso si chiama Casa Saretta. Hanno pensato di mettere le loro forze e il loro portafoglio e comprare viveri, e andavano per le case a portare questi viveri che loro avevano comprato. La situazione si è un po' allargata, è diventata un po'... la povertà era sempre più grande, perché poi c'è stata la guerra del 45 e loro erano sempre pronti ad aiutare. Un signore volontario mette a disposizione di questo gruppo e dei viveri, pensava di fare un acquisto tipo all'ingrosso. Ha messo a disposizione il suo garage, sicché compravano magari da grossisti la pasta, il riso, i pelati, e mettevano dentro in questo magazzino, in questo garage. Cosa facevano? Assieme alla parrocchia, perché è importante operare con la parrocchia, perché è un punto di riferimento per il povero. Sicché assieme alla parrocchia sapevano quali famiglie avevano bisogno, e così si è allargato, siamo andati avanti sempre più con sta carità verso il povero. Finalmente i volontari erano un bel numero. La casa Saretta della parrocchia, dove c'erano questi bambini orfani prima, poi adesso c'è un dopo scuola, il catechismo, ci dà dei locali, e siamo andati là, abbiamo fatto il progetto con il banco alimentare, così si è allargato, e la nostra distribuzione era a Casa Saretta in via Pralungo, sempre di San Donà. Poi ultimamente, 6 anni fa, esce questo bando per gli empori, e allora ci siamo allargati ancora e siamo passati in via Molina come Emporio Solidale Basso Piave San Vincenzo de Paoli, e là siamo tuttora. Però questo è stato il nostro passaggio. Insomma, io adesso ho fatto un po', ho corso, perché ci sarebbero altri aneddoti belli, andare a casa delle famiglie, degli anziani, coccolarli un po', portare una parola di conforto, magari un pacchetto di biscotti, così. Questo è il nostro fare come vicenziani, insomma. E per quanto riguarda la ricettività, Presidente, cosa ne pensa? Non sarebbe veramente, come dice Tommaso Razzolini, questo piano PEBA, di svilupparlo sempre di più, che non deve essere una sensibilità del sindaco, dell'amministrazione, di avere questa sensibilità? Io devo avere quello che mi spetta di diritto, visto la tecnologia che abbiamo nel 2024 e la possibilità anche di realizzare questo, perché questo vuol dire inclusività, il piano PEBA vuol dire inclusività. Io credo che anche il Comune di San Donà faccia abbastanza. Sì. Noi ci siamo sempre col fiato sul collo, a dire la verità. Bisogna, no? Bisogna, ci siamo sempre. È il gioco dei ruoli. È il gioco, esatto, il gioco di ruoli. Noi diamo, ma anche loro devono sapere che devono fare la loro parte. Anche stiamo cercando, per esempio adesso, degli spazi più grandi per l'Emporio, anche per dare la possibilità di bagni, come diceva lei prima, di fare qualcosa in più, di essere vicini a persone che sono di passaggio magari. E allora speriamo che ad avere spazi maggiori di quelli. Siamo ben messi, perché non possiamo dir di no, però se avessimo qualcosa più grande avremo anche la possibilità di fare bagni, di fare anche per le persone disabili. Altre attività. Altre cose, insomma, sempre verso
l'avvicinamento alle persone disagiate. Allora, visto che parliamo anche di politica per quanto riguarda l'inclusività, andiamo a vedere questa stretta di mano tra il sindaco di Valdobbiadene e il consigliere regionale Tommaso Razzolini. Andiamo a vedere. Siamo con il sindaco di Valdobbiadene, Luciano Fregonese, che veramente devo dire grazie perché ha tenuto fede a quello che si era impegnato di fare, di venirci a trovare in questo agriturismo Le Mesine di Valdobbiadene per far capire l'importanza anche degli amministratori nell'inclusione. Prego sindaco. No, grazie a te per l'invito che avevi fatto quel giorno in redazione. Facile perché gioco in casa, siete venuti a Valdobbiadene e quindi mi fa davvero piacere che siate qui. Sono qui a testimoniare la gratitudine e la vicinanza, soprattutto in questi ambiti che vedono gli amministratori comunali assolutamente impegnati, perché devo dire, nel caso di Valdobbiadene abbiamo delle cooperative molto capaci, inclusive, addirittura sono loro che coinvolgono la comunità nelle attività anche quotidiane, per esempio con convenzioni fatte col comune ci aiutano nella pulizia, nel decoro urbano, nella tenuta delle bacheche comunali, attività fatte con la biblioteca comunale e davvero coinvolgono la cittadinanza e soprattutto quella parte di cittadini che tendenzialmente sono pigri, rimangono a casa, non si fanno coinvolgere, invece il sorriso, la voglia e le attività pratiche che fanno i ragazzi delle nostre cooperative sono coinvolgenti. Peraltro partecipano sempre alle camminate del giovedì sera che faccio. Senta sindaco, per me che se camminare non funziona mica tanto col suo peso, com'è questa storia sindaco? No, allora questo mi era stato detto, ho bisogno di alcuni mesi prima di iniziare a perdere peso, ma in realtà l'ho fatto per una questione di salute, perché iniziavo ad avere dei problemi di salute e devo dire che i risultati dopo 2 mesi di camminate ci sono. Io mi sento bene, sto bene, ho iniziato finalmente ad avere attenzione alla salute, cosa che avevo completamente trascurato, e quindi insomma va bene così. Io vi invito, se riuscirete uno dei prossimi giovedì, a venire a fare una camminata con me. Sarebbe davvero un vero piacere poter camminare, stare in mezzo alla natura, 1 ora e mezza spensierata a chiacchierare e anche a conoscere meglio queste persone, questi ragazzi che già li vedo, insomma, hanno sempre il sorriso, quindi è un biglietto da visita fondamentale, quindi grazie davvero. Grazie. Allora sindaco, qui abbiamo il consigliere regionale Tommaso Razzolini. So che ci sono stati dei qui pro quo, ma oggi è una giornata inclusiva, abbiamo il consigliere regionale Razzolini, abbiamo il sindaco Fregonese, una bella stretta di mano. Ci sta sindaco con Razzolini? Perché questo vuol dire inclusione, vuol dire che alla fine anche questi politici, voi siete delle persone umane, delle persone che in certi momenti riescono a mettere da parte quella che è la cattiva politica, mentre fare buona politica, che vuol dire inclusione. Cosa ne pensa? Sì, un aspetto è il personale, un conto è quello amministrativo. Però questa stretta di mano è importante. Sì, ma io a Luciano ho fatto i complimenti anche il giorno stesso della vittoria. Cioè, Luciano ho sempre riconosciuto comunque il merito di essere stato un bravo amministratore. Alcune cose, alcune sfaccettature, ma che con calma, quando probabilmente le acque si calmeranno, potremo ragionare a riguardo su alcune situazioni, ma vabbè, queste sono... Inizieremo dalle Mesine. Allora, sindaco, cosa vuole dire a Tommaso Razzolini? No, allora, quando si tratta di amministrare una comunità, un paese, insomma, pur nelle diversità di opinioni, l'importante è fare il bene del proprio paese. Io credo che in questi anni chiunque ha fatto parte dell'amministrazione ha sempre dato il massimo per fare il bene del paese, cercare di cogliere quelle che erano le varie richieste e trovare la soluzione migliore. Con questo spirito si amministra, chiunque amministri, l'importante
importante che adotti questo spirito e soprattutto, appunto parlando di inclusione, si faccia contagiare dal lavoro che il mondo del volontariato fa nel territorio, che a volte chiede aiuto alla politica locale a vari livelli. Bisogna saperla ascoltare, perché quando le richieste arrivano da chi fa della propria vita un impegno per gli altri, le richieste sono sempre fondate e serie, e quindi capacità di ascolto, insomma, poi si cerca di fare il meglio che si può, magari anche rubando, copiando qualcosa da chi ha fatto della sua vita. Il mondo è nato così, purtroppo, si deve dire, è questo che gira il mondo. Grazie, inizieremo dalle Masine per questa nuova opportunità che daremo alla politica di capire invece l'importanza dell'inclusione, quello che stiamo facendo oggi. Grazie veramente, grazie. Allora, Tommaso Razzolini, allora siamo in chiusura con lei. Come concludiamo questa intervista che fa capire che nel momento che ci sono le fragilità, non c'è destra, sinistra che tenga, c'è la parola solidarietà e inclusività. Prego. No, cosa dire? Sì. Alla fine è in imbarazzo perché non è stato facile questa stretta di mano, dai. No, non è che non sia stata facile, è che con il sindaco c'è sempre stato un buon rapporto, nel senso che abbiamo amministrato 10 anni insieme, poi per delle vicissitudini non tanto politiche, come in realtà poi sono state vendute, perché i partiti di certo non li ho attivati né io né il candidato che sostenevo e né la squadra del candidato che sostenevo, ma è stato qualcun altro, anche se dopo la colpa è stata addossata a noi, ma non importa, perché dopo ovviamente una volta attivate le segreterie ho detto no, nelle segreterie gioco io le mie carte e cerco di spostare il tiro, però l'impegno era quello che non venissero attivate e io non le ho attivate e le ho tenute fuori. Qualcun altro invece che aveva preso l'impegno di attivarle, le ha attivate. Vabbè, comunque al di là di questo è più un aspetto umano e delle situazioni che a volte, dei rapporti che ogni tanto trovano magari qualche difficoltà. Si poteva gestirli meglio? Sì, tutti quanti, sì. È andata così e quindi, la politica va avanti. E quindi comunque si va avanti. Sempre al primo posto le fragilità, mi raccomando. Grazie a Tommaso Razzolini, Mirella, consigliere regionale di Fratelli d'Italia. Grazie. Bene. Mentre la Presidente rimane qui ancora un po', poi passeremo anche con un altro graditissimo ospite della San Vincenzo, che è Luigi D'Avanzo, che è vicepresidente Emporio Solidale Basso Piave. Grazie, pubblicità. Il 23 dicembre, pre-vigilia di Natale, raccogliamo alimenti per le famiglie in difficoltà. L'Emporio Solidale che gestisce la Croce Rossa di Vicenza vive grazie non solo a fondi europei e nazionali, ma vive anche grazie alle donazioni di cittadini che sono indispensabili per permettere alle persone che accedono a questo servizio di fare la spesa. L'importanza del dono in queste ore di tradizionale frenesia degli acquisti prima del Natale, una iniziativa rivolta ai vicentini per invitarli ad essere generosi anche verso chi si trova in difficoltà durante le festività. In molti dei principali supermercati cittadini è stata promossa una raccolta alimentare, in particolare di generi essenziali quali riso, olio, zucchero, ma non solo. Molti volontari coinvolti della Croce Rossa, della Protezione Civile Comunale e di altre associazioni locali. Quest'anno si è voluto rafforzare il ruolo dell'Emporio Solidale al mercato comunale, che viene rifornito da servizi comunitari o nazionali o dalle eccedenze. Per il suo sostegno è stato appena siglato un accordo con il Comune di Vicenza che concederà l'uso gratuito dei locali per 3 anni rinnovabili. Per poter accedere a questo servizio serve un ISEE non superiore a 7.000 euro. Il Comune quest'anno erogherà 50 euro per nucleo familiare all'anno per un totale di 52.000 euro. Sono state 655 le famiglie che sono state aiutate nel 2023, quasi 3.000 persone in condizioni di disagio economico, di cui circa 800 minori. È un servizio sicuramente che dà maggiore dignità
dignità a tutte le persone, nel senso che questa è un'evoluzione ai pacchi alimentari. Il pacco alimentare, le famiglie ricevevano qualcosa che un volontario decideva cosa inserire e questo ne erano anche molto grati. Qui invece possono recarsi liberamente a poter scegliere direttamente il loro genere alimentare preferito, e questo soprattutto magari se una persona è anziana o ha una persona con disabilità o un bambino, magari è anche più facile poter trovare quello che vogliono realmente. E siamo con Luigi D'Avanzo, vicepresidente Emporio Solidale Basso Piave. Grazie Luigi di essere qui. Mirella. Luigi è un amico, colgo anche l'occasione per salutare un'altra amica cara che ho avuto ospite diverse volte, che è la presidente Gabriella Mauro. Ecco, grazie anche alla Presidente Gabriella Mauro per il supporto che ci dà, ma soprattutto anche con Luigi che veramente gira in lungo e in largo per raccogliere, per avere proprio questi generi alimentari da dare a queste famiglie in difficoltà. Saluto anche Cristian Sassaro, Presidente Associazione da Spreco a Risorsa. Grazie anche a te Cristian di essere ospite qui da noi per capire l'importanza anche di fare squadra tra di noi. Cosa facciamo? Perché ci vedono sempre divisi, lontani, invece siamo anche una squadra. Allora inizierei proprio con Luigi. Luigi, cosa racconti questa mattina, ecco, questa importante raccolta che fai per donare? Prego. Cioè, io sono, come dire, entusiasta di quello che faccio, perché da sempre ho cercato di collaborare con associazioni, eccetera, però questa mia disponibilità all'Emporio Solidale mi riempie il cuore, perché vedo tanta gente che ha bisogno e accetta in maniera molto molto felice quello che noi diamo e ci ringraziano in maniera che gratifica, quindi è una bella cosa. Cioè, per me lavorare all'Emporio è una cosa che dà molta soddisfazione, e ci sono tantissime possibilità di raccolta, cioè noi siamo forse in un territorio fortunato rispetto ad altri, perché quando sento altre realtà hanno più difficoltà, io dico, abito a San Donà e il nostro Emporio vive diciamo in una zona, perché dopo se ho la possibilità racconterò, che abbiamo aiuti un po' da aziende, da privati, dai supermercati, un po' da tutti, e abbiamo tantissima merce da distribuire, da soddisfare le persone così bisognose, insomma. Però si va sempre nel privato. Si va nel privato, come ha detto la Presidente Pavan, devi andare a livello regionale che ti supporta, dopodiché c'è il vuoto. Sentiamo anche cosa ne pensa Cristian Sassaro, come sta andando Cristian, cosa vuoi dire? Peccato che quest'anno non abbiamo fatto la festa dei banchi alimentari, degli empori solidali, chissà che riusciremo a farla prossimamente o il prossimo anno. Com'è la situazione Cristian, cosa vuoi dire? Cristian è un ragazzo giovane invece, ecco, che ha voglia di fare, di aiutare, di includere, prego. Tanto ciao Mirella, ecco, saluto anche Luigi, ci siamo visti ieri perché Fratelli d'Italia già collaboriamo direi da sempre, insomma da parecchi anni, ecco, anche molto volentieri, quindi ci siamo visti anche ieri. Dico che, come ho detto l'altra volta, noi gestiamo 2 empori solidali diretti e uno indiretto, quindi veramente abbiamo molto da fare. E ci occupiamo soprattutto di fare il recupero delle eccedenze alimentari, è un grosso sforzo messo in campo anche come volontari, come mezzi, come attrezzature, però lo si fa volentieri sia per uno scopo ambientale ma soprattutto per aiutare queste famiglie che sono in difficoltà. È vero, come dici tu, come ha detto la Presidente del San Vincenzo, che la maggior parte degli aiuti che abbiamo riusciamo ad averli grazie a aiuto di privati. Se non ci fosse il privato saremmo molto in difficoltà, soprattutto quest'anno che abbiamo visto che anche i fondi europei, i fondi di Agea sono diminuiti dopo il Covid, e quindi ci aspettiamo quest'anno di avere un bel po' di prodotti in meno da parte del Ministero.
Questo sarà una difficoltà non tanto per noi che riusciamo a recuperare e abbiamo molti donatori, ma immagino molte parrocchie, molte Caritas che avranno veramente molte difficoltà su questo. Quindi una scarsità di prodotto da gestire che sarà importante. Ecco qua l'importanza di fare rete, come dicevi tu, soprattutto tra empori regionali, secondo me è fondamentale. Noi dall'anno scorso abbiamo messo in atto anche lo scambio di prodotti tra empori, quindi un emporio che sul suo territorio ha un certo tipo di aziende con un certo tipo di eccedenze, riuscire a scambiare questi prodotti tra di noi diventa fondamentale per avere un paniere di prodotti ampia e diversificata, ecco, soprattutto l'emporio nel quale le persone scelgono la tipologia di prodotto. Ecco, questo è fondamentale, è dignitoso, ma non è così semplice da gestire. Ecco, chiedo alla regia perché ho un ritorno in cuffia stamattina che mi dà fastidio. Detto questo, quello che però vorrei capire, e qua veramente sono un po' perplessa, la fatica di fare squadra, Cristian. La fatica l'abbiamo visto anche l'ultima volta che ci siamo incontrati anche a Venezia, ecco, rimaniamo ognuno nel proprio angolo, si fa fatica a dialogare tra di noi, a conoscerci, si fa fatica ad avvicinarsi e questo è un grosso handicap che abbiamo tutti, perché ci mettiamo dentro tutti, che dovremmo superare. Perché se noi riusciamo a superare questo gap e far capire che tutto sommato siamo una grande famiglia, certo. Una famiglia che ha tanti figli, come diceva il grande presidente Dino De Polti quando andavo a bussare alla sua porta perché ero sempre in crisi, economicamente, naturalmente, e lui mi diceva, sai Mirella che ho una famiglia grande? E sì, dicevo io presidente, ma sono anch'io in quella famiglia. Cioè capite l'importanza invece di unirci, perché io sono più bravo, più bello, più numeri, sono più importante, politicamente sono più vicino a un'area che a un'altra. Non fa il bene delle famiglie che sono in difficoltà. Guardate come abbiamo spiegato che la povertà sta aumentando con dei numeri che fanno impressione. Allora, se queste persone non hanno la fortuna di avere la San Vincenzo, di avere Sassaro, di avere la Mirella con i volontari, le parrocchie, le varie Caritas, cioè dove vanno? Da chi vanno? Da chi vanno queste persone che non per colpa loro ma perché hanno perso il lavoro? Chi avrebbe mai immaginato, Presidente Pavan, lo dico anche a Luigi e a Sassaro, di avere delle famiglie che vengono a prendere la borsa della spesa? Chi avrebbe mai immaginato? Una volta si pensava che erano dei barboni, che dovevamo aiutare i barboni, che così si chiamavano, pensate, perché avevano sempre le barbe lunghe, barboni. Noi abbiamo sempre le etichette. I disabili venivano chiamati mongoloidi una volta, cioè una roba grande, assurda, una roba grande. Assurda. Ecco, forse dobbiamo anche noi fare qualche passo in più. Voi sapete che io sto cercando di farlo anche sabato con Sport Senza Barriere, questo grande evento che ci sarà a Treviso per far capire l'importanza di unire le associazioni, di esserci, di rendersi visibili, perché se lavori sempre nel tuo ambito e ti fermi là, non ti conoscono e non va bene perché la visibilità è importante, come dice giustamente, qui vediamo la locandina di domenica del 15 settembre che invitiamo anche Cristian Sassaro. L'importanza invece è di fare unione, di far capire che siamo in tanti e dobbiamo essere ascoltati, perché i numeri che affrontiamo tutte le volte che facciamo la distribuzione sono tanti e dobbiamo dare delle borse dignitose, perché sono esseri umani che hanno bisogno di aiuto. Allora io anche Sassaro, quando mi arrabbio dico delle volte, ma se io ho più cose, perché non le potevo? Quelle erano le mie liti in regione, ecco, che facevo con altri, ma perché non ce le scambiamo? Perché non cerchiamo di condividere questa cosa? Tanto è vero che adesso in regione va sempre il mio vicepresidente Bottero perché non riesco più ad andare, però erano le battaglie che io facevo all'epoca. Finalmente sono riuscita a far capire. Presidente Pavan, poi sentiamo Luigi e poi Sassaro. Io dico che la collaborazione serve. La collaborazione serve, se non c'è la collaborazione ci si chiude
proprio nel nostro campanile, diciamo, là attorno. Dobbiamo collaborare, perché se collaboriamo facciamo tanto, realizziamo tanto, aiutiamo tanto. Da soli si fa poco. Luigi? Sì, esistono queste gelosie, chiamiamole così, perché sembra che alcuni empori, anche io trovo quando giro, certo, ma noi facciamo così, sembrano che vogliono, diciamo, portare la loro posizione superiore a un'altra, eccetera. Purtroppo non è così, le situazioni sono uguali un po' dappertutto e sappiamo un po' come funziona. Io dico che da noi vedo abbastanza collaborazione, nel senso noi abbiamo altre associazioni che collaboriamo. Scusate, non so, noi abbiamo un'eccedenza di omogenizzati per bambini, per esempio, li diamo l'associazione, si chiama Centro Aiuto alla Vita. C'è uno scambio. C'è uno scambio. Un passo avanti l'abbiamo fatto, ma perché ci siamo conosciuti, Luigi? Non è proprio abbiamo proprio parlato di questo, se non se ne parla, come dice Sassaro, cioè queste riunioni che facciamo servono anche per farci conoscere, per fare integrazione. Dobbiamo allargare questa mente che abbiamo, che è un po' ristretta. Io sono io, tu sei tu. Abbiamo Ivan da Treviso. Ciao Ivan. Buongiorno signora Mirella, intanto sono un po' emozionato, la ringrazio che ho questa opportunità di parlare insieme con lei e con voi. Intanto le dico che la ammiro per quello che fa. Seconda roba, adesso le spiego che state parlando di un bellissimo argomento stamattina. Noi in famiglia siamo 5 persone, da 15 anni viviamo solo con la mia paga perché abbiamo dei problemi in famiglia, perché di 5 componenti 3 siamo invalidi. Io da 10 anni mi sono ammalato e lentamente, purtroppo, sto andando sempre peggio di salute. L'anno scorso mi hanno riconosciuto la commissione degli invalidi il 74% di invalidità e mi hanno detto che avrei diritto di iniziare a percepire un po' di pensione anche lavorando. Da un anno ho dovuto ridurre anche le ore di lavoro perché proprio non ce la faccio più, nonostante la buona volontà, ma è da un anno che io mi sto facendo aiutare dal patronato INAS, ma dobbiamo lottare e devo lottare per avere i miei diritti, perché al patronato mi hanno detto che avrei diritto di un po' di pensione. Sono 37 anni che lavoro, no un giorno, ma devo lottare e farmi aiutare da un avvocato per avere i miei diritti. Io, dopo che ho ridotto le ore di lavoro, percepisco 900 euro in meno al mese e siamo in 5 che dobbiamo vivere. La ringrazio e le dico di nuovo che è una splendida persona, signora Mirella. Grazie e buongiorno. Ciao Ivan caro, guarda, non è Mirella, siamo in tanti, sai, io ho la fortuna di avere le telecamere, di avere questa grande famiglia, di avere questi amici che invito, perché voi potete dirlo, io invito tutte le associazioni, non è che faccio distinzione. Dopo c'è quella che sente e non ascolta, ma c'è anche quella che ascolta. Ecco, però non possono dire che io non le invito e non do visibilità a tutti. Quello che, a parte lascia il tuo numero Iva, che poi sai che ti chiamo, voglio capire un attimino di più questa storia, perché vedete, io tutte le mattine, quando arrivano queste telefonate, che arrivano tutte le mattine, per un verso o per l'altro, poi devo chiamare i sindaci, perché io chiamo loro e farò questo anche con Iva, perché è il sindaco che è responsabile della salute del cittadino. È il sindaco con i servizi sociali che dovrebbe dare delle risposte, nella maniera che può naturalmente, a queste persone che sono in difficoltà. Allora io penso, e lo dico tutte le mattine, che i servizi sociali non funzionano, almeno non funzionano come dovrebbero funzionare, perché non è possibile che Iva deve prendere un avvocato
per portare avanti i propri diritti, visto che la legge prevede questo, è scritto anche nella Costituzione che io sempre leggo. Allora Iva, io capirò com'è la tua situazione, anche se delle volte faccio fatica. Io non posso aiutare tutti, io non posso trovare casa alle persone che non hanno più la casa o che sono stati sfrattati. Io lo dico a quelle persone che mi chiamano, io non posso fare questo, non è il mio ruolo. Io posso sollecitare, ma dopo devo fermarmi. Ecco, c'è la privacy, ci sono tante cose che mi impediscono di andare oltre. Io quello che posso fare lo faccio, però non posso trovare la casa se non c'è. Come faccio? Certo. Allora capite, oppure vedete anche al Banco Solidale ieri è già la terza lettera che mi arriva di qualcuno che mi scrive da Verona dicendo di non invitare certi politici in trasmissione, ma non siete voi che dovete decidere chi devo invitare? Ecco, io devo invitare la politica, cioè non è che siete voi che dovete dirmi quello guarda che non mi piace, non devi invitarlo perché... Perciò queste lettere le cestino perché non funziona così. Voi dovete ascoltare tutti e poi decidere, in base a quello che hanno detto, che persona è. Ma non mandarmi le lettere, questa è già la terza che arriva, di dirmi chi devo invitare e chi non devo invitare. Io invito tutti. Naturalmente cerco di invitare le persone sensibili, le persone preparate. Ho luminari che vi confrontate, ma quando mai potete confrontarvi con i luminari come fa con la Mirella quando li invita? Ecco, questo è il ruolo di Sveglia Veneti, di svegliarvi, ma di ascoltare, soprattutto di ascoltare e poi di fare le proprie riflessioni e di dire. Allora sentiamo anche Sassaro cosa dice. Iva, lascia il tuo numero di telefono, mi raccomando bene. Prego Iva. Iva, Sassaro, Cristian. Sì. Beh, intanto vabbè, una telefonata che penso che tocca un po' a tutti perché ecco, noi siamo abituati giornalmente a questo tipo di criticità, diciamo così. Ecco, qui mi sorge un argomento spontaneo che è quello degli empori solidali e del collegamento col territorio, sia qui CAF, qui patronati, con sportelli di lavoro, tutta una serie di servizi che si possono offrire sempre lavorando assieme. Non è semplice, è già difficoltoso nel territorio collaborare con le associazioni del territorio, che non è semplice, è un lavoro immane, veramente un lavoro immane di confronto e soprattutto di predisposizione verso l'altro, perché non è mai semplice ascoltare e mettersi in gioco su questi campi, ma è fondamentale avere un'altra rete di servizi. Ecco, il cibo, come sappiamo, per noi è la prima risposta, ma non basta. Ecco, l'importanza anche di essere in rete con i servizi sociali, una cosa che io continuo a dire, noi non siamo il servizio sociale e non dobbiamo fare il servizio sociale. C'è qualcun altro che a volte bisogna insistere, bisogna spronare, bisogna confrontarsi, ma c'è il servizio sociale con il quale è importantissimo essere in rete. Ecco, una cosa che abbiamo visto noi da quest'anno, appunto, ma penso che anche te Mirella, ma anche Luigi, il presidente del San Vincenzo, si sono accorti, è l'aumento delle famiglie che richiedono. Ecco, spesso ci viene detto, ma sono tutti stranieri. No, a parte che penso io, ma tutti voi non facciamo distinzione tra stranieri, italiani, non italiani, ecco, sono persone che hanno bisogno. Abbiamo avuto un aumento di richieste, un aumento di comuni che sono serviti, noi attualmente riusciamo a servire 12 comuni dell'Alto Vicentino e i nostri empori sono situati nei comuni di Tiene e di Schio. Però facciamo servizio a Villa Verla grazie alla collaborazione con la cooperativa Verlata per 122 associazioni e empori solidali che ogni settimana vengono da noi a ritirare della merce. Ecco, dico, è già difficile collaborare con le associazioni che ci sono vicine di casa, figuriamoci tra empori. Ecco, quando abbiamo merce da donare tutti rispondono, quando diciamo scambiamoci merce, qui è già più difficoltoso, no? Ecco, sono d'accordo con te Mirella quando diciamo dobbiamo trovarci di più tra empori solidali e progettare assieme una rete, ma una rete vera, non una rete scritta sulla carta. Dobbiamo fare rete come empori regionali, dobbiamo farlo per forza e ci dobbiamo arrivare. Non mi aspetto che questo venga dalla regione Veneto, che comunque avrà già le sue cose, ma secondo me deve partire dal basso, deve partire da noi.
Cioè qualche iniziativa deve comunque partire da noi. Sicuramente ci sono empori, come diceva Luigi, che sono più in difficoltà e andranno sostenuti, andranno aiutati, ma se siamo tutti assieme con un'unica voce sicuramente avremo riscontro. Quest'anno sicuramente avremo più bisogno ancora del privato. Allora sentiamo come commenta Luigi e poi la Presidente Pavan, quello che ha detto Sassaro, che ringrazio sempre per essere molto chiaro ed essere in sintonia proprio col pensiero e l'obiettivo di Mirella, che è quello di aiutare la povertà e le fragilità. Prego. Sì, io diciamo che abbiamo detto i servizi sociali funzionano o non funzionano. Noi abbiamo, a San Donà abbiamo un bel rapporto con i servizi sociali, nel senso che non è che ci sostituiamo a loro, però loro ci segnalano situazioni, non so, è capitato a me proprio ieri che hanno chiamato, c'è una famiglia in difficoltà che ha bisogno, potete aiutarla. Questa signora abita al terzo piano, senza ascensore, non può... Sempre sono questi problemi qua, potete, e io sono andato per... Sì, però vedi Luigi, lo dico anche a Pavan e a Sassaro, sì. Io non devo essere fortunata ad abitare vicino a Sassaro, a San Donà, io devo avere quello che mi aspetta di diritto e di avere l'aiuto che mi aspetta di diritto, e se io non trovo questa sensibilità non è che posso arrivare da Luigi, da Sassaro, perché come non li conosco, sono lontani, non ce la faccio. Allora la solidarietà non deve essere un optional per chi è più fortunato ad avere quel sindaco, quell'associazione, vivere su quel territorio. La solidarietà deve essere a 360 gradi per tutti, come è scritto nella Costituzione, non che sono con le spalle al muro perché ho un amministratore che non è sensibile, i servizi sociali non ci sono per tante cose, perché hanno tanti numeri, perché il dramma, guardate che nelle grandi città è da impazzire, voi non avete idea le persone in fila che cercano di portare a casa qualcosa, che non riescono a fare la spesa, non è che hanno chilometro zero come abbiamo magari la fortuna di avere noi dobbiamo parlare in questa trasmissione a 360 gradi, quando Sassaro dice dobbiamo unirci, perché solo l'unione ci farà arrivare a Roma e far capire alla politica l'importanza di esserci. Pavan e poi continuiamo. No, è vero, abbiamo già parlato, abbiamo già detto che la collaborazione è importantissima. Noi per fortuna siamo, diciamo sempre, siamo un'isola felice, perché abbiamo tutte queste collaborazioni, qui i sacerdoti, i salesiani, il parroco, la Caritas, abbiamo i servizi sociali, abbiamo un bellissimo rapporto. Ogni tanto ci troviamo anche con loro per condividere i problemi delle varie famiglie, perché alle volte sono nascosti i problemi, non sappiamo. E allora magari sentendo il parroco, sentendo i servizi sociali, e allora o le suore, che c'è una suora molto carina che si occupa di questo, della povertà, abbiamo questa collaborazione. Diciamo sempre siamo un'isola felice per questo, perché credo che tutti sappiano che noi ci siamo, che noi diamo da mangiare, anche se l'ISEE non è quello giusto, perché abbiamo anche dei vincoli, e dei paletti. Dei paletti, magari uno ha un ISEE dell'anno scorso bello, ma adesso non lavora più, e allora non ha un ISEE corrente. Allora io firmo, Presidente, sì. Io firmo, ecco. Io firmo, anche se l'ISEE è alto, ma conosco, firmo, sì. E poi risponderò io naturalmente della mia firma. Luigi? Sì, è giusta tutta quello che dice Cristian, è fondamentale, diciamo, avere la collaborazione e senz'altro a livello, diciamo, più, perché noi, come diceva Bianca, siamo un'isola felice e quindi non vediamo al di fuori certe situazioni, però anche da noi non si conosce, non si sa, non c'è abbastanza informazione sui diritti che hanno queste persone, perché io che vado anche a portare
le spese a domicilio, eccetera. Vedo certe situazioni veramente che dopo segnalo anche. Iva, che ha chiamato prima, non è una situazione. Nel senso che vedo entro in una famiglia, c'è un uomo che ha le sigarette sul tavolo, che non le butta via da qualche mese, io lo segnalo sta cosa, dico guarda, c'è bisogno che qualcuno vada a visitare, anche se noi diciamo creiamo questa rete di siamo le sentinelle del territorio, di scambio, no? quindi... Siamo le sentinelle del territorio. Sassaro, cosa vuoi dire? Devo correre purtroppo perché il tempo è tiranno. Vai Cristian. L'ultima cosa, perché è bello che noi siamo delle isole felici, che noi riusciamo a fare tanto, ma non è così in tutto il territorio. Questo è, sì. Ripeto, ringrazio la Regione in primis per questa iniziativa degli empori regionali, che guai se non ci fosse, quindi è sempre da ringraziare, ma dobbiamo avere un'ottica regionale. Finché non avremo un'ottica regionale tutti assieme, faremo poco. Dobbiamo ragionare tutti assieme. Io spero che parte qualche iniziativa, magari anche da me, da te, da Luigi, tutti insieme per fare proprio delle giornate per gli empori, senza aspettare che sia la Regione ad instaurare, ma per confrontarci e progettare, quindi coprogettare assieme, anche per avere più voce sia a livello regionale ma anche nazionale. Così da soli facciamo tanta fatica ma non parliamo tra di noi, quindi l'importanza di ragionare a livello regionale tra di noi, quindi un'unica voce. Allora Cristian, guarda, se hai piacere domenica, se verrai a trovarmi a Sport Senza Barriere, dove ci sono anche tante associazioni, potremmo parlare di fare anche questo evento anche all'ippodromo, visto gli spazi, ecco, e l'inclusività che può dare quei parcheggi, perché noi abbiamo bisogno, se siamo empori in tanti, di grandi spazi, perché siamo veramente in tanti e grandi. Perciò se hai piacere domenica ne parleremo anche col presidente dell'ippodromo, siccome tu sai che mi piace agire, non solo chiacchierare, mi piace fare, perciò domenica porteremo avanti questo progetto. Se sei d'accordo Cristian, se verrai a trovarci, Luigi ci sarà, spero di avere anche la presidente Pavan e altre realtà anche di Treviso e di altri appunto posti, proprio per mettere in piedi questo evento degli empori solidali. Noi ci saremo Cristian, chi ci sarà, chi non ci sarà non c'è nessun problema, però noi inizieremo a portare avanti, perché io sono molto preoccupata, Cristian, di quello che vedo. Tanto è vero che ho iniziato a fare anche la scuola di cucina all'interno del Banco Solidale, per far capire l'importanza di queste persone, di staccare la spina, come ho detto prima. E ieri questo tiramisù, poi me l'hanno detto i volontari, ha fatto capire l'importanza di condividere in allegria, di conoscerci, di stare assieme. Il problema, sai qual è, Cristian? Che siamo 7.500 associazioni di volontariato. Se noi facciamo l'elenco non lo sappiamo perché non ci conosciamo, poi troviamo il morto in casa, troviamo Ivan che chiama, come hai detto tu è quotidiana questa cosa, dove posso arrivare perché ho la fortuna di conoscere ci sono, ma dove non posso arrivare perché non conosco, se non conosco il nome e cognome, la via, se nessuno me la dà come facciamo ad aiutare? Vi dico anche che partirà un progetto con i medici di famiglia, ne abbiamo parlato proprio ieri, dove io assieme ai presidenti dell'Ordine dei Medici di Famiglia daremo un elenco di tutte le associazioni di volontariato nel territorio, in maniera che questo medico di famiglia, nel momento che arriva questo paziente, se ha bisogno di aiuto, sa dove indirizzarlo, perché non ce l'hanno, Presidente, non ce l'hanno, perciò quando arriva questo ammalato a casa, che loro vanno a trovare, perché poi l'ospedale manda naturalmente, delega il medico di famiglia, questo medico di famiglia dice: io adesso dove lo mando? Se è al terzo piano che non ha l'ascensore, deve fare la spesa, nessuno lo conosce, nessuno, non ha famiglia, perché magari i genitori o i genitori, i figli sono lontani, non hanno... E allora ha detto Mirella, facciamo questo, perché noi non ce l'abbiamo, l'ha detto Brunello Gorini, perché è l'Ordine dei Medici di Famiglia, l'ha detto il dottor Fagian ieri, perciò inizieremo anche a fare, Cristian, e lo dico anche a Luigi e alla Presidente Pavan, questo indirizzo per farci conoscere, perché il problema è che tutti facciamo tutto,
però alla fine non ci siamo perché se non arriviamo è come non ci fossimo. Allora è inutile che ci diciamo il fiore all'occhiello, noi siamo 7500 associazioni, facciamo tutto, sì, alla fine non facciamo niente, perché se non arriviamo alla fragilità è come non ci fossimo, e questo non va assolutamente bene. Hai fatto bene, Cristian. Luigi, sì, prego. No, volevo appunto precisare che noi per esempio diamo molto affidamento al centro di ascolto, dove accogliamo queste persone e ci raccontano i loro, i disagi, anche il discorso del medico o dove rivolgersi per fare certe documentazioni eccetera. Noi li indirizziamo. Sì, ma non è quello che io voglio farti capire, non è che la persona deve arrivare a te, perché quando va dal medico di famiglia è il medico che deve indirizzare questa persona e sapere quale associazione, visto che ognuna ha un ruolo, perché ci sono quelli che hanno i pulmini, che possono fare il trasporto, e quelli che non ce l'hanno. Ci sono quelli bisogna che ascoltano. Arrivare a quello. È inutile questo medico giustamente che ha detto qua davanti, io avevo queste associazioni, ma nessuno faceva per me. Nessuno faceva per me, ma cosa me ne frega che tu sei a questo tavolo se mi chiudi la tua associazione il venerdì pomeriggio e se telefono mi dici che apri il lunedì. Capisci che dobbiamo anche sapere chi siamo e cosa facciamo nel momento che questo medico ha il dovere di indirizzare la persona con l'associazione giusta. Cristian, cosa dici? Dico che manca una carta di servizi, ma che sia una carta di servizi seria, fatta bene, sia per ogni emporio ma a livello regionale, e che è fondamentale collaborare con gli ambiti sociali del territorio. Ecco, noi siamo partiti la settimana scorsa in partenariato per l'apertura di 4 sportelli d'ascolto, ma con degli assistenti sociali, proprio per mettere insieme, come dicevi tu prima, i vari servizi che possono essere il lavoro, il trasporto, le associazioni che fanno distribuzione alimentare, tutti questi indirizzi, ma a livello di ambito territoriale, altrimenti tutto viene disperso. Cioè, sono in difficoltà anch'io nel mio territorio a capire quali servizi offrono le associazioni. Bravissimo Cristian, guarda, veramente complimenti per la tua chiarezza e trasparenza, perché vedi, noi abbiamo figli perché ragioniamo alla stessa maniera, perché siamo a servizio delle persone. È questo che noi riusciamo a capire, che molti non capiscono. Anche tutti questi banchi solidali che hanno aperto i comuni, io lo dico ai sindaci, ma cosa hai aperto il banco solidale che dà un chilo di pasta ogni 15 giorni? Perché il banco solidale dà visibilità. E allora anch'io nel mio comune devo avere il banco solidale, però dopo questa persona deve venire da me, oppure devo andare io a portare il cibo perché non ha la possibilità. Ma io dico, scusi sindaco, ma mangia con 1 chilo di pasta lei una settimana? O va a fare la spesa 2 o 3 volte e se magari non trova una cosa va da un'altra parte? Questo è il nostro ruolo. Condividere, essere assieme e capire dove si può andare, ma finché non facciamo la condivisione, ma che se ne frega che Volontari Insieme mi manda la locandina della mammografia? Ma non è il ruolo di Volontari Insieme questo. Il Volontari Insieme è unire le associazioni volontarie, lo dice la parola stessa. Invece per visibilità di qualcuno, io l'ho detto anche alla Presidente, non mi vergogno mica a dire quello che dico, ho detto guarda che non funziona così, non puoi fare un cerchio magico, chi c'è, chi non c'è. Cioè il Volontari Insieme dovrebbe fare quello che faremo noi domenica, mettere assieme le associazioni, condividere, non andare a trattare temi che sono altri che devono occuparsi di questo. Volontari Insieme deve occuparsi di volontariato. Questo deve fare. Cosa ne pensa lui? So che sono temi scottanti, ma se non li tocchiamo mai è inutile che neanche parliamo allora. Beh, sicuramente tu dicevi prima qualcuno non vuole la politica, qua la politica deve centrare in qualche maniera, quindi però sento tanto pessimismo sia da Cristian che... perché tu sei su un'isola felice, noi no? Hai capito qual è la diversità? Forse è quello. Io vedo disponibilità, io vedo diciamo persone disposte non è che tu devi vedere, Luigi, dobbiamo vedere tutti, è questo il problema, non l'isola felice, io sono là e sto bene. Però io lavoro su un territorio, non è che posso venire a Treviso, che posso andare a Vicenza. Però se tu unisci le forze e conosci quali sono le esigenze, puoi chiamare anche, come dice Cristian, l'emporio che ha bisogno, che non ha la necessità, e dire io ci sono, ma se questo emporio non ti conosce perché non ci mettono assieme,
allora riesci ad aiutare solo il tuo territorio. Giusto. Nadia. Ciao Mirella. Ciao Nadia, Buongiorno cara, ai tuoi ieri è caduta ospiti. la linea, non so cosa sia successo. Non so. Va bene, Sono vai Nadia. stata più di 8 minuti. No, mi dispiace Nadia, mi dispiace. Comunque so che poi richiami. Prego Nadia. E ancora buongiorno. Anche a te, cara. Niente, volevo dire, io 3 settimane fa sono stata operata al seno. E quando sono stata dimessa dopo 1 giorno e mezzo dall'intervento. Sono venuta a casa e non potevo alzare pesi, non riuscivo a vestirmi, spogliarmi, e avevo qua mio nipote, è stato lui per 1 settimana, mi spogliava, mi vestiva e mi aiutava, perché ho il marito con un po' tanta demenza e non potevo, i figli, uno era in ferie, però i figli non sono portati, se era una figlia forse, ma un figlio non è portato. Comunque io sono stata dimessa e mi hanno mandato dal mio medico di famiglia. Fatalità, era in ferie. È tornato dopo 15 giorni e sono andata quando è tornata. Ho chiesto cosa ho diritto, perché ho sentito che è un'invalidità e dovrebbe essere riconosciuta, però se hai superato i 65 anni non ti riconoscono l'identità, una piccola pensione, qualcosa, niente. E non so se avrò bisogno delle protesi, se avrò bisogno dei reggiseni appositamente, se te li passano, non so niente. Mi ha detto ho chiesto alla dottoressa cosa devo fare. Chiede in segreteria quando va in senologia. Questa è la risposta. Grazie, arrivederci e buona giornata. Ciao cara Nadia, sono molto importanti le tue telefonate perché, a parte che ti sento e so che sei una guerriera, ecco, la telefonata di Nadia è la telefonata che potrebbero fare anche altre persone che hanno le stesse esigenze di capire quello che dicevo io, cosa mi aspetta di diritto. Ma se ho il diritto e non me lo dai, perché non conosco, non so, è la prima volta che mi capita, fortunatamente diciamo, ma in quel momento divento veramente fragile e ho bisogno di un supporto. Nadia giustamente ha detto, per fortuna avevo mio nipote, ma se Nadia non avesse avesse avuto il nipote, chi è che aiutava Nadia? Dove Nadia doveva rivolgersi? Il medico di famiglia non le ha dato il numero delle associazioni che ci sono, che possono aiutare Nadia, perché le abbiamo, certo. Però siamo là, come dice Sassaro, io faccio questo, ma tu non lo sai, ma lo so io, perché sono forte, e non si va da nessuna parte. Però cambieremo le regole del gioco, ti prometto, almeno noi ci proveremo, Cristian, poi non so se ce la faremo, ma almeno possiamo dire noi abbiamo provato. Luigi, come chiudiamo? Perché ormai siamo in chiusura. Ma cosa vuoi che ti dica? Io vedo, cioè sono positivo, vedo un futuro migliore, diciamo. Non so, adesso tu dici i medici non sanno dove invitarci, eccetera. Io per esempio al mio medico gli ho detto che noi abbiamo anche il trasporto qui Vado, l'associazione Vado, che noi siamo legati, eccetera, per i malati. Se anche uno ha un infortunio, si ingessa la gamba, vanno a prenderli anche se abitano al 3° piano senza ascensore, perché hanno gli strumenti per arrivare, eccetera. Quindi
si cerca di, però tu dici l'istituzione dovrebbe pensarci. Il sociale, cioè Cristian ha ragione, non siamo noi che dobbiamo fare il sociale. E questo purtroppo arriverà, ma chissà quando, perché per il momento intanto noi ne parliamo. C'è solo il privato che può aiutare, ma i privati, se le istituzioni sono informate, possono dire guarda, rivolgiti a quell'associazione che ti aiuta, e questo è il famoso scambio che non c'è questa comunicazione. Sentiamo come ci saluta Bianca Pavan, Presidente Conferenza di San Donà di Piave della San Vincenzo De Paoli. Io vorrei ringraziare lei, Mirella, che ci ha dato questa opportunità. Vorrei ringraziare anche tutti i volontari che operano, ma non solo di San Donà, di tutte le associazioni, perché veramente donano del loro tempo. Il tempo è prezioso per loro personalmente, ma anche per le persone che aiutano. Io ringrazio appunto questo e non so cosa potrei dire, voglio dire che, come ha detto Luigino, che abbiamo anche un bel gruppo di persone che vanno con gli ammalati nei vari ospedali, Padova, Aviano, Treviso, Mestre, tutti i giorni a Mestre. Ecco, così vorrei ringraziare anche loro. Grazie alla Presidente Bianca Pavan. Sentiamo come ci saluta Cristian Sassaro. Tanto vi ringrazio sempre per gli inviti, ma ecco, vorrei dire che non è che sono pessimista, anzi siamo felicissimi di tutto quello che facciamo, penso come tutti gli empori, come tutte le associazioni, ma vogliamo andare avanti. Infatti su questo con te, Mirella, mi sento in sintonia, quindi vogliamo fare un passo ulteriore proprio per lavorare assieme. Ecco, quindi dobbiamo fare, lo so che a volte rompiamo le scatole delle persone, però dobbiamo andare avanti non per un nostro interesse, ma per l'interesse dei nostri assistiti. Quindi dobbiamo fare rete. Questo, ecco, penso che diventerà la nostra battaglia. Ecco, dobbiamo diventare rete sul territorio regionale e come ambiti territoriali. Grazie a Cristian Sassaro, Presidente Associazione da Spreco e Risorse, di essere stato anche lui con noi. Grazie ai miei ospiti. Pubblicità. Vi presento a un altro ospite molto importante questa mattina. Abbiamo parlato di solidarietà, di inclusività, come non parlarne con il dottor Marco Fofano, garante delle persone detenute a Venezia, tema molto delicato. Buongiorno dottor Fofano, la ringrazio di essere qui con Mirella Sveglia Veneti, perché dobbiamo iniziare anche a parlare, a capire, a conoscere chi c'è nel territorio, cosa fa in un momento così delicato quando parliamo di sicurezza personale, sicurezza lavorativa, queste persone che sbagliano, ma che percorsi fanno. Noi vediamo delle cose incredibili all'interno di questi carceri. Cosa sta succedendo? Dottor Fofano, e secondo lei questi percorsi rieducativi fanno un percorso rieducativo? Ci siamo oppure ci sono delle lacune? I dati e i fatti anche attuali dicono che la situazione nelle carceri odierna in tutta Italia è esplosiva. Innanzitutto per il numero. Abbiamo un indice di sovraffollamento che supera l'inimmaginabile. Parlo della mia realtà veneziana. A fronte di una capienza regolamentare di 159 detenuti, viaggiamo attualmente attorno ai 260. Come si può fare attività di recupero ai valori della cittadinanza, trattamento con questo carico di persone?
Già questo dà l'idea. Poi, se dobbiamo a grandi linee tratteggiare le caratteristiche della popolazione, nelle nostre realtà penitenziarie ormai il dato della presenza delle persone straniere è di gran lunga superiore rispetto ai cittadini italiani, diciamo ai residenti. E anche questo è un problema. Perché? Perché bisognerebbe chiedersi come mai. E se i problemi si devono affrontare e analizzare alla fonte, qualcuno si dovrebbe chiedere che tipo di politica sull'immigrazione finora abbiamo attuato, perché poi purtroppo da una situazione di estrema disperazione si arriva ad una accoglienza in una situazione di altrettanta estrema disperazione, cioè nelle carceri. Se una persona non ha i mezzi per vivere, delinque. Da là non si scappa. Da là non si scappa, ecco. E questo è un ulteriore problema nell'opera, come dice lei, di recupero delle persone. Perché? Perché se ci troviamo di fronte una platea di persone che hanno un carico di disadattamento e mancata integrazione, veramente difficile è il compito di quelle poche persone impegnate di recuperare chi ha sbagliato. Questo non è un problema nostrano del Veneto, è un problema che interessa tutto lo Stivale. E diciamo però che alcune realtà di volontariato si impegnano quotidianamente entrando in carcere e facendo quello che possono con qualità, impegno, costanza e con tante difficoltà, perché un altro aspetto che bisognerebbe tenere in considerazione è che ci sono i detenuti, ma come diceva Pannella, ci sono i detenenti, quelli che detengono i detenuti. Mi riferisco alla polizia penitenziaria. Anche qua abbiamo a fronte di un sovraffollamento abbiamo di contro un sottorganico del personale, e il personale è in frontiera, è quello che H24 sta a fianco delle persone detenute con tutto il loro disadattamento. Poi magari parleremo anche degli aspetti personali dei detenuti. Accenno solo, eventualmente lo affrontiamo dopo, ai problemi del disagio psichico. Già la cattività rende qualsiasi persona a disagio. Quando alla cattività si aggiunge la storia di dipendenza, droga, alcol, problemi di carattere familiare, atavici, allora lei capirà che il personale della polizia penitenziaria fa un'opera improba, essendo pochi gli agenti e tanti i detenuti. Allora saluto anche il dottor Simone Borile, collegato con noi da Padova, giudice esperto Tribunale di Sorveglianza di Venezia, anche criminologo. Grazie dottor Borile di aver accettato ancora una volta l'invito di Mirella. Lei sa quanto mi stanno a cuore questi argomenti e anch'io cerco di mettere la mia goccina nell'oceano facendo anche questa messa in prova. Però a mio avviso dobbiamo iniziare a parlarne, non c'è niente da fare. E parlarne con chi? Con gli addetti ai lavori, quelli che sanno dell'argomento, quelli che possono dare dei numeri
e anche di far capire a una certa politica, come ha detto il dottor Fofano, che bisogna cambiare registro, così non si può andare avanti. Ecco, dottor Borile, non so se ha seguito il discorso del dottor Marco Fofano, garante delle persone detenute a Venezia, che ha fatto, c'è qualcosa che non quadra, la catena ha degli anelli che non coincidono, non unisce. Prego, dottor Borile. Allora, io mi sono collegato pochi minuti fa e stava toccando un punto che è evidente a tutti, cioè in termini di operatori, di organico, cioè se l'esecuzione della pena deve comunque incorporare anche un processo di reintegrazione sociale, di, come definisco io, incorporazione valoriale, che è fondamentale, occorre sicuramente che all'interno del carcere vi siano sicuramente degli operatori preparati, che ci sia un organico sufficiente, perché il problema dell'organico non è solo un problema dei magistrati di sorveglianza, che sono 260 in tutta Italia, quando occorrebbero almeno altri 1000 magistrati di sorveglianza per poter comunque seguire ed avanzare tutti quei colloqui necessari che sono fondamentali poi con i detenuti e che non sempre avvengono, poi diciamo anche la verità. Quello che è importante, io mi riferisco a tutti quegli operatori che orbitano all'interno delle carceri e che dovrebbero in un qualche modo anche durante il periodo detentivo facilitare, risensibilizzare. Lei sa che io sono molto legato all'empatia, cioè a trovare, in altre parole, nuove soluzioni che possano risintonizzare le persone, rigratificarle, sviluppare in loro un'integrazione valoriale affinché possano occupare un ruolo sociale attivo. Ed è questo uno strumento fondamentale nella condotta e nella rieducazione. Oggigiorno, ma è la legge, non sono io a dire o ad portare dei dati che non sono comprovabili, noi abbiamo degli esperti ex articolo 80 che sono impegnati nella valutazione, nei colloqui con i detenuti con un numero esiguo di ore e un numero invece di detenuti che, secondo nelle diverse casistiche, necessiterebbero dei percorsi non solamente individuali, ma anche organizzati nell'arco di un certo tempo temporale. Questo oggi non è possibile né in termini di persone che operano all'interno del carcere, né in termini di figure anche specializzate, se vogliamo, anche nei processi rieducativi, e dare la giusta attenzione e tempo a chi li richiede. Perché guardate, io ho avuto l'esperienza, io nei miei 2 anni di esperienza all'interno della magistratura ho seguito quasi 1000 procedimenti giudiziari, 1000, quindi ho una casistica, se vogliamo, abbastanza consapevole. E durante i miei colloqui, durante l'analisi ovviamente dei singoli procedimenti giudiziari, emerge in molti di loro sicuramente delle situazioni che necessitano un percorso di riabilitazione perché magari sofferenti di patologie, e allora individuare una patologia, individuare un contesto e individuare un percorso. Permettetemi, sebbene io abbia anche una formazione clinica o anche una formazione antropologica, mi aiuta moltissimo il contesto, mi aiuta moltissimo l'interazione, mi aiuta moltissimo nella riduzione del rischio di recidiva, il reinserimento in un sistema, in un ambiente che non sia più patologico, ma che sia integrativo, che sia socializzante, reinserirlo in dinamiche, in contesti di interazione attiva, propositiva, gratificante, affinché loro possano in un qualche modo
ricalibrare le scelte un domani in maniera più consapevole e più critica. Grazie, dottor Borile, devo correre perché sennò non ce la faccio. Vorrei sentire anche adesso il dottor Marco Fofano a commentare le parole del dottor Simone Borile. Come commenta, dottor Fofano? È facile dire, ma bisogna anche agire. Questi ragazzi non possono aspettare che la legge arrivi chissà quando. Hanno bisogno che qualcuno agisca per loro, perché loro sono con le spalle al muro e sono nel carcere. Esatto. Se nel carcere la persona che deve scontare una pena non ha la possibilità di essere occupata, ha un ulteriore supplemento di pena, che è la noia. La noia già potrebbe dar fastidio alle persone che si trovano tranquillamente all'esterno del carcere, ma per chi vive le sue giornate in stato di detenzione, quindi in stato di cattività, la noia è ulteriore pena. E che fare su questo fronte? Anzitutto bisognerebbe ripensare al sistema sanzionatorio che in Italia è carcerocentrico, cioè tutto deve essere rimediato attraverso una pena carceraria. Questo è il sistema penale che noi abbiamo, che indubbiamente in determinati casi non si può fare a meno del carcere, altrimenti, se ragioniamo in questi termini, pura utopia. Però, vista l'esperienza attuale del passato e le prospettive a medio termine, non possiamo non pensare a un potenziamento fattivo delle misure alternative. Allora, dottor Fofano, e lo dico anche al dottor Borile, che forse già conosce in parte il mio pensiero, noi siamo, e l'ho detto anche prima, 7.500 associazioni di volontariato. Però dobbiamo anche capire, e dobbiamo capire, chi sono queste associazioni di volontariato, cosa fanno nel territorio, che specificità hanno nel territorio, perché se tutti facciamo tutto, alla fine troviamo il ragazzo che si suicida in carcere, l'anziano morto in casa, la persona che non riesce a fare la spesa al terzo piano perché non ha l'ascensore, eppure noi abbiamo questa realtà. Questa realtà, che l'ha citato anche lei, anche Borile, è fatta di volontari, ma anche volontari preparati, volontari che hanno fatto dei percorsi anche con l'ascolto, quei sportelli di ascolto, telefono amico, mi viene in mente. Dovrebbe entrare, a mio avviso, nei carceri ed aiutare e supportare, perché questo sta facendo il volontariato, sta mettendo le pezze dove la politica non riesce a metterle, perché si occupa di altro, anche se è un tema delicatissimo e dovrebbe impegnarsi. Ma non possiamo solo impiegare i volontari nelle sagre, nelle collette alimentari, dove abbiamo delle specificità preparatissime, con lauree, che potrebbero essere inserite gratuitamente nel mondo del volontariato, nelle carceri minorili, dove si può fare un ascolto e in base all'ascolto tu puoi dire al dottor Fofano o al dottor Borile: questo ragazzo potrebbe fare questo, sento che ha voglia di recuperare, cosa gli piacerebbe fare, perché dobbiamo anche intrigarli. Non è che uno possiamo metterlo a fare il cuoco se no... Cioè, si potrebbe fare. Ma cosa mi ritrovo io? Mi ritrovo che la burocrazia si mette in mezzo, la legge prevede, ma la prevede cosa? Ma cosa prevede se abbiamo dei numeri che fanno spavento? Ma come? Se abbiamo paura del diverso, perché questo è passato il messaggio. Il diverso è cattivo, il diverso è spacciatore, il diverso è ladro, il diverso, solo il colore nero fa impazzire qualcuno, sento anche dalle telefonate, dobbiamo più parlarne di questo. Eppure è un banco solidale, io ho tantissime persone di tantissimi paesi,
dove c'è armonia, dove c'è accordo, dove si aiutano tra di loro, perché abbiamo messo le regole, ma regole fatte da persone preparate, che controllano, che guardano. E allora quando tu li tocchi in quello che loro è caro, che è la borsa della spesa, il mangiare, il sopravvivere, loro si mettono in regola. E questi ragazzi, se hanno anche sbagliato, non possiamo rinchiuderli sempre nei carceri. Il carcere va bene, però durante la giornata ti mando dove c'è la possibilità di lavorare, poi anche di divertirti, ti faccio fare sport, penso che non faccia male a nessuno fare sport, e poi ritorni in cella. Torni in cella. Noi abbiamo tutto questo e non lo sfruttiamo. E lo dico anche al dottor Borile, lo sa il mio pensiero. Perché facciamo così fatica ad avere questi ragazzi, queste persone? Io gli orti sociali che avrebbero bisogno di tantissima manodopera, ma non la trovi perché i ragazzi studiano, lavorano, gli anziani hanno acciacchi. E ho queste persone che quando ho la fortuna di incontrare mi dicono: fammi lavorare, fammi fare qualcosa. Fisici enormi, come dice lei, perché vengono da paesi dove la palestra è quotidiana per mangiare, per sopravvivere. Eppure noi non guardiamo, noi guardiamo i paletti. Il paletto mi impedisce perché la legge dice così, ma la legge dice proprio così o nella Costituzione la legge dice anche che devo coinvolgere, integrare, fare solidarietà? Lo sport è entrato anche nella Costituzione, abbiamo palestre, abbiamo di tutto. Cioè non mi tornano i conti, spiegatemeli. Dottor Borile, me lo spieghi anche lei? Sa cosa le ho detto? Dottor Borile, mi aiuti, perché non ce la faccio più. Come faccio a dire a questo ragazzo che mi dice fammi lavorare, fammi fare un po' di sport, e non riesco, perché non mi arriva, perché ci sono gli impedimenti. Qualcosa si sta muovendo, è vero, devo dire la verità. Qualcuno forse ha capito che è giunto il momento di cambiare registro, ma tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, e adesso io ho la fortuna di avere voi questa mattina. Allora, dottor Borile. Ma guardi, lei ha toccato due punti fondamentali, che era quello che io prima avevo accennato velocemente nella mia introduzione, ovvero la necessità di introdurre queste persone all'interno di una dinamica che viene chiamata sistema ecologico, cioè nel quotidiano. Noi teniamo queste persone all'interno in un contesto che è alterato. E noi, per far sì che i riequilibri associativi, l'empatia, la comunicazione, la socializzazione sia attiva e proficua, perché l'apprendimento, la valorizzazione avviene tramite la socializzazione e le attività, noi dovremmo prevedere, non noi, perché c'è chi applica le leggi ovviamente, né io né lei né nessun altro in questo caso può, se non pensare, proprio perché siamo in trincea, lavoriamo sul campo e quindi sappiamo e vediamo e chiedono soprattutto la possibilità di svolgere attività. Io sono della convinzione, verissimo quello che lei dice, socializzazione, quindi sport significa squadra, significa saper stare in mezzo ad un microgruppo, significa fare un lavoro coordinato per raggiungere un obiettivo, il successo, il gol, la palla, la pallavolo, il tennis. Quindi lo sport ha una funzione educativa, socializzante, ed è fondamentale, e noi sappiamo che non è possibile, o quantomeno se non c'è la volontà da parte del soggetto, ma associazioni e dispositive normative che obblighino a fare sport non è possibile ad oggi. Ecco, ricordiamo che noi applichiamo chi fa le leggi, e chi fa le leggi non sono i magistrati, non sono i tecnici, non sono i garanti, assolutamente non sono quelli delle associazioni. Io sono della convinzione di una cosa: quando parlo con i detenuti li guardo negli occhi. E avverto una cosa, le dico, e ne parlavo anche con alcuni miei colleghi: sono persone che rischiano di spegnersi. Vedo persone all'interno, proprio per come è strutturato, che manca loro e stanno perdendo quel colore di dignità. Ed è una cosa che mi ferisce e mi tocca enormemente, essendo io una persona molto 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 sensibile, che sta lottando soprattutto per
per risintonizzare emotivamente queste persone. E allora guardi, io le spiego, guardi, le do se mi dà 30 secondi, un esempio, no? Mi ricordo che tra i miei studenti vi era uno studente che soffriva di mutismo elettivo, cioè non riusciva a comunicare con nessuno e soprattutto non riusciva a comunicare in presenza di alcuni contesti e situazioni in cui si sentiva inadeguato. Io suggerì a queste persone, agli operatori, abbassatevi, parlategli negli occhi, dategli importanza emotiva, culturale, fate sentire che lo state ascoltando e che vale. E nel momento in cui la maestra si abbassava e gli parlava negli occhi, il bambino riusciva a parlare. Questa maestra se n'è andata via, è arrivata un'altra maestra che chiaramente ha iniziato dallo scranio, dalla cattedra a parlare, il bambino ha smesso di parlare fintanto che ha preso una sedia, è salito sopra la sedia e ha guardato l'insegnante nello stesso livello degli occhi e ha ricominciato a parlare. Cioè diamo ascolto, dignità e facciamoli sentire che c'è la possibilità di reintegrarsi. Ovviamente lei sottolinea la possibilità, perché gli operatori ci sono, le associazioni ci sono, ma non è facile far entrare questo tipo di struttura all'interno di questi circuiti. Grazie veramente dottor Borile per quello che ha detto. Vede quanto è importante per me ascoltarla, come ho piacere di ascoltare il dottor Marco Fofano, perché io devo imparare, devo ascoltare, devo capire come devo muovermi, perché se sbaglio mi faccio male. Devo essere preparata anche nel muovermi, a confrontarmi chi veramente è sopra di me e io devo far capire, come dice il dottor Borile, dottor Fofano, che sto salendo su quella sedia per farti capire che ci sono e voglio aiutare. Non voglio visibilità, voglio aiutare, capisci quello che sto dicendo? Allora so che abbiamo Giusy in linea. Giusy, scusami se ti ho fatto aspettare, ma l'ascolto è importante anche per voi. Ci sei, Giusy? Sì. Scusami, sai Giusy, ma hai capito che dovevo finire il discorso? Buongiorno a tutti e volevo dire una cosa dei carceri, che ho visto un film ieri sera, Le ali della libertà con Morgan Freeman. Io spero vivamente, sai, che certi direttori e certe guardie carcerarie non si comportino così, ce ne sono, sai, ma quel film che ho visto ieri sera, Le ali della libertà con Morgan Freeman, è da vedere. Io spero veramente che direttori e guardie carcerarie non si comportino così. Vi ringrazio. Grazie Giusy, guarda che è importante anche la tua telefonata, quello che pensa il cittadino nel momento che gli mettono di fronte una realtà che c'è, la vediamo, abbiamo visto anche certi arresti. Prego, dottor Fofano. Indubbiamente il lavoro delle persone che entrano in carcere per attività di sorveglianza non è semplice. E purtroppo bisogna dare atto che in determinati casi alla forza è subentrata la violenza e questo non va bene. La magistratura deve indagare e una volta acclarato un comportamento criminoso deve a sua volta condannare. Ecco. La grammatica, per grammatica dico le leggi che governano il sistema penitenziario, è particolare e a volte questa grammatica non si combina armoniosamente con la grammatica, con i principi, gli stimoli che muovono la società civile che entra in carcere. E quindi nascono i problemi. Bisognerebbe, questo sì, recuperare una grammatica comune se vogliamo effettivamente impegnarci tutti nell'opera di recupero delle persone. Si fa qualcosa comunque. Mi viene in mente da ultimo l'impegno della Regione che a partire, mi pare, dell'anno scorso ha incominciato ad entrare negli istituti con Veneto Lavoro per favorire, attivare dei percorsi di attivazione di formazione lavoro.
sia all'interno per poi preparare queste persone a un lavoro all'esterno. Parlo del lavoro. Il lavoro ha una formidabile capacità rieducante, perché il lavoro è rispetto delle regole, il rispetto delle regole della relazione, la relazione datore di lavoro, lavoratore, la relazione, quindi limiti con il collega, il rispetto degli orari di lavoro, il rispetto delle mansioni. E quando una persona ha, dico io, sbagliato, no, nella sua vita, dimenticandosi, no, che nella vita esistono le regole, il lavoro, il recupero, il riattivarsi grazie al lavoro ti dà la possibilità di rientrare nella società e soprattutto recuperare, dico, le regole. Però, dottor Fofano, non è che per forza si deve fare tutto all'interno del carcere. Ma perché dobbiamo fare? È come nelle scuole, si deve fare tutto a scuola. Gli orti sociali a scuola, lo sport a scuola, tutto a scuola. E no, non ci sto. Perché dopo l'ascolto, naturalmente, che capisco chi sei, se vuoi veramente reintegrarti, fare un altro percorso di vita, migliorarti, io ti mando a fare un lavoro e ti mando a fare anche divertimento. Poi rientri in carcere, non è mica detto che tu non rientri. E non si fa questo, perché si deve fare tutto. Ma se stiamo dicendo da anni che c'è un sovrannumero, che non c'è la possibilità di sviluppare quello che si potrebbe sviluppare, e fuori abbiamo bisogno di ragazzi, di giovani, di lavoro, perché non è mica vero che sono tutti spacciatori che non sanno far niente o delinquenti che non sanno far niente, sono persone che anche hanno lavorato nella loro vita. Allora, possibile che non riusciamo a capire che forse dobbiamo toglierli dal carcere, farli lavorare, fargli fare altre discipline, che vuol dire regola, integrazione, rispetto. Ma questo lo vedo se ti faccio uscire, come ti comporti. Non mi risulta che siano tante le persone detenute che escono dal carcere e poi si comportano male e poi rientrano alla sera. Eppure, dottor Borile, non si va avanti? I numeri sono numeri, ma io vedo che lei, dottor Fofano, ha un elenco di numeri, ma i numeri alla Mirella non tornano mai. E dico, ma cosa sto vedendo e cosa mi stanno dicendo? Se un giudice mi dice che un minore non può essere obbligato a fare sport, lei lo sa che ho sentito questo, che me l'hanno detto, le ho detto certo, giudice, però lo obbligate a dar fuori la borsa della spesa, che non concludo niente, lo obbligate a portare il diversamente giovane, poi lo trovo lui da una parte e l'anziano da un'altra, e lei mi dice che non può obbligare un ragazzo a fare sport, a fare una disciplina che decide anche lui, perché visto che avete visto le Paralimpiadi, ecco, io li manderei a vedere sti ragazzi cosa vuol dire lavoro, sacrificio, sofferenza e rispetto della persona. Dottor Borile, ma c'è qualcuno che dovrebbe ascoltare? Cioè, chi è che deve ascoltare? Perché se la politica ascolta sempre quello che decide di ascoltare e non gli addetti ai lavori che sanno e danno le proposte per migliorare, non andiamo da nessuna parte. Perché la legge prevede quello che ha detto lei, dottor Borile, e non possiamo, perché non è previsto dalla legge, e la legge non possiamo cambiarla noi, ma noi non possiamo però parlare. Possiamo dire quello che vediamo, inutile che si lamentino dopo, inutile che si lamentino delle baby gang se poi vediamo in Parlamento le risse. Attenzione, perché questi sono i messaggi che passano. Dottor Borile. Guardi, allora, il rischio recidiva. Il rischio recidiva e l'importanza del contesto extracarcerario è fondamentale ed è quello che mi sembra sia la questione centrale del nostro dibattito di oggi. Quanto è fondamentale, integrativo, riprodurre dei modelli comportamentali all'interno del carcere, all'interno di un ruolo, all'interno di gratificazioni. Io mi sono trovato, a me piace portare anche esempi per far capire anche di che cosa stiamo parlando. Ero a Padova e un ragazzo aveva praticamente un cumulo di pena.
Stiamo parlando di circa 12 condanne. 12 condanne. E allora mi chiedevo, ma perché si continua a reiterare, anche quando vi è stata un'esperienza carceraria, detentiva, c'è il rischio di recidiva? Perché quello è il fattore fondamentale, cioè noi riusciamo a rieducare le persone, riusciamo a far capire che quello che hanno fatto porta a delle conseguenze. Questa è la cosa fondamentale, perché mi sta benissimo l'espiazione della pena, certo ci mancherebbe altro, hai commesso un reato e siamo in una società normata che punisce i reati, ma vogliamo anche far sì che la tua detenzione sia un luogo attraverso il quale noi diminuiamo il rischio di recidiva. Allora, voi dovete sapere che ci sono dei profili personologici che rispondono difficilmente a dei trattamenti e ci sono dei disturbi psichiatrici, come il caso dei disturbi di personalità, il narcisista, il borderline e l'antisociale, in cui rispondono con difficoltà ai trattamenti. Tant'è che noi parliamo di questi profili in termini di condizione pervasiva, perdurante e inflessibile, ovvero rispondono con difficoltà ai trattamenti. Ma io non me la sento in ogni caso di dire, anche se un narcisista ha una lesione d'organo non posso intervenire. Non voglio credere a questo. Voglio continuare a sperare attraverso un processo. E guardate che oggigiorno io non voglio medicalizzare sempre la violenza, perché è sbagliato. Cioè, oggigiorno si ritiene che l'assunzione di farmaci possa risolvere il problema, ma non è così. Certo, ci sono dei farmaci che possono inibire eventualmente alcune condotte, ma non per questo queste condotte poi, se non trovano un percorso idoneo alla riabilitazione, possono dar esito anche a comportamenti più consoni e moralmente più accettati. Guardate, c'è una cosa, e qui chiudo, interessantissima, uno studio nel neurobiologico che va molto di moda adesso, la neurobiologia. Ci si interroga sul perché queste persone, una volta uscite, molte di queste continuano a reiterare il reato, hanno una scelta. Facciamo un esempio: una persona subisce una pena, è inflitta una pena per furto, esce, sconta la pena, si ritrova nella medesima situazione. Questa persona perché sceglie di rubare nuovamente la macchina? O eventualmente capisce che non è vantaggioso rubare la macchina perché ti porta nuovamente a una situazione precedentemente detentiva e di espiazione. Ed è qui il motivo interessante su cui noi dobbiamo lavorare, e ci sono delle teorie bellissime della neurobiologia sul marcatore somatico. Noi quando dobbiamo scegliere se fare l'opzione A o se fare l'opzione B, abbiamo un'esperienza pregressa o positiva o negativa che dovrebbe indurci a scegliere un'azione più vantaggiosa rispetto all'altra. Ma se queste persone non hanno vissuto delle alternative vantaggiose, positive, gratificanti, derivanti dall'esperienza e dall'interazionismo, tendono ad nuovamente non avvertire il marcatore somatico e a scegliere le cose anche meno vantaggiose. Però, dottor Borile, se io quando esce questo ragazzo lo accolgo, lo prendo per mano e gli dico: guarda che se vieni con me hai un'altra opzione che è l'opzione C, quella che puoi reinserirti. Le esperienze positive e gratificanti. Ma se io non riesco a fare questo e lui non mi conosce, naturalmente farà la recidiva, perché è quello che gli offre quando esce. Chi è che conosce questo ragazzo? Chi sono le associazioni dove io mi posso rivolgere? Cosa devo fare? Come il medico di famiglia che sono io adesso, e lo dico anche a voi, che devo dare il numero delle associazioni di volontariato per aiutare i loro pazienti, perché nessuno si è pensato a dare al medico di famiglia l'elenco delle associazioni, chi fa cosa per aiutare il paziente che ha bisogno.
Cioè dobbiamo andare nei carceri e dire scusi direttore, che poi anche col dottor Quagliotto siamo in amicizia a Treviso, guardi che se vuole siamo questi, possiamo aiutarle, anche persone preparate con laurea, educatori. No, non ci sto, dottor Borile, c'è qualcuno che dovrebbe conoscerci, sapere e prendersi carico anche di noi. Anche noi possiamo fare la messa in prova. O sbaglio, dottor Fofano? Sì, allora, bisogna vedere la questione, il problema sotto più ampi profili. E molto bene il dare un'ulteriore possibilità sin dal momento in cui la pena viene espiata con la proposta lavorativa, che poi magari si porta anche una volta espiata la pena. Però ci sono delle oggettive difficoltà, degli ostacoli grossi. Faccio semplicemente un esempio. Un detenuto italiano o straniero che sia, che non ha un domicilio, che non ha un tetto, parte con il piede sbagliato, perché se non si ha un tetto, un domicilio dove poter vivere, soggiornare, difficilmente ti danno una misura alternativa, ed è ovvio. Da ultimo, il provvedimento del ministro Nordio ha previsto, mi pare, perché bisogna essere esperti più del sottoscritto, di voler creare delle residenze, delle strutture residenziali per le persone che si trovano senza domicilio. In tal modo, sollecitando la società civile a impegnarsi su questo fronte, cioè accogliere, dare ospitalità ai detenuti in uscita. Qua però nasce dal punto di vista culturale una polemica, perché qualcuno dice no, lo Stato non deve abdicare alla sua funzione rieducativa, cioè trasferire al privato la funzione che appartiene allo Stato, quella di governare il fenomeno penitenziario. A mio avviso ci possono essere anche delle ragioni di fondo, però a dove voglio arrivare? Serve l'impegno della società civile, della società religiosa, ecclesiale, perché se urge recuperare un sistema di alloggi e a partire dal recupero di un alloggio si può iniziare a parlare di misure alternative, eccetera, se manca questo non partiamo, e se magari alle belle, ai bei proclami, sì, diamo qua, diamo là, in realtà non si dà niente, non devo aggiungere niente. Il problema è che questi alloggi ci sono. Sto pensando dove c'erano tanti preti, tanti frati, tante suore. Alloggi che ho visitato, dottor Fofano, potrebbero benissimo essere impiegati, l'ha detto anche il Papa. Il problema è che non viene ascoltato. Non viene ascoltato perché nel mio territorio non voglio questo. Non voglio queste persone, perché sono brutte e cattive e fanno del male. Questo è il messaggio che è passato e la popolazione vive questo messaggio. Infatti diamo le etichette. Uno ha rubato qualcosa, è un delinquente, è un ladro. Non è che dice e capisco chi è quella persona e cosa ha fatto. E questo non ci fa andare avanti. Ma perché? Perché lo dico, non siamo ascoltati, non c'è l'ascolto, non c'è la volontà di aiutare il fragile. E il fragile sto parlando a 360 gradi. Perché? Perché loro non sentono il problema. Qual è il problema? Loro non ce l'hanno. E se ce l'hanno hanno fiori di avvocati e non c'è nessun problema, perché non fanno neppure un giorno di carcere. Eppure abbiamo visto figli di personaggi noti che hanno fatto quello che hanno fatto, ma ragazzi, prima che arrivi il processo, hai voglia?
E allora io non ci sto, io voglio parlarne. Lo so che non si andrà da nessuna parte, però io sono convinta che cambieremo perché io credo nei giovani, credo in loro. Vedo quello che fanno, ci mettono la faccia, anche per chi li critica e invece sta cercando di dare anche una soluzione anche a loro, che è l'ambiente, la qualità della vita. Io ho studiato, non devo essere sfruttato, loro hanno il coraggio di fare questo. Quello una volta non si faceva. Rinunciano al lavoro, vanno all'estero. Perché? Perché sperano di trovare delle soluzioni. Quanti ne stiamo perdendo? Ma loro fanno, agiscono. Il problema è che la politica deve agire. Non si può più aspettare o blatterare. Abbiamo bisogno di agire. Dottor Borile, come ci saluta? Velocissimo, perché sono in chiusura. No, ha toccato un altro tema, quello dello stigma sociale, è vero, cioè il problema del reinserimento di questi è chi poi li accoglie. Ma oggigiorno non c'è una conoscenza, ma guardate che ritorniamo al solito punto di prima, sottolineavo, no? Il fatto di essere poco empatici, di non voler comprendere le dinamiche e stiamo vivendo un periodo culturale, socioculturale, in cui c'è un potenziamento della consapevolezza critica, della capacità di conoscere gli eventi e di volerli conoscere. Noi oggi leggiamo titoli di giornali, poniamo un'attenzione di 8-10 secondi, dopodiché passiamo alla nozione successiva, non c'è più una volontà di entrare dentro, di conoscere, e questa modalità di approccio conoscitivo è anche applicabile alla volontà di approccio delle emozioni e dei contesti umani. Noi oggi è tutto un continuo conoscere in superficialità, non voler entrare, non voler comprendere, non voler conoscere anche le dinamiche che portano all'esito di alcuni comportamenti. E questo è un approccio che poi inibisce enormemente la nostra capacità emotiva. Siamo abituati a vedere di tutto. Veloce, dottor Borile, che devo chiudere anche col dottor Fofano. Niente, io sono della profonda convinzione che dovremo lavorare molto sul sistema ecologico fuori dal carcere e risensibilizzare e dare dignità a queste persone. Iniziamo dagli orti sociali al Parco dello Storga, che sono enormi, abbiamo anche diversamente giovani, facciamo integrazione e aiutiamo, impariamo a lavorare. Dottor Fofano, come ci saluta? No, è bella l'immagine del dottor Borile, no? Che parla di ecologia. Bellissima. L'inveramento del volto costituzionale della pena passa attraverso un esame critico di che cos'è la pena oggi. Penso che abbia detto tanto, soprattutto abbiamo parlato anche di ecologia. Pensate, questa catena che inizia a unire e far sì che alla fine veramente si unisca questa catena, perché se alla fine della catena io inizio ma non la chiudo, è come facciamo le recidive, non c'è niente da fare. Questa è la verità, perché dopo la catena, se non si chiude, c'è il vuoto. Grazie, grazie, grazie sia al dottor Marco Fofano, garante delle persone detenute a Venezia, grazie al dottor Simone Borile, giudice esperto Tribunale di Sorveglianza di Venezia, criminologo, grazie. Adesso andiamo a pranzo con la proposta di Mirella. Coniglio alla mediterranea. Un piatto perfetto per chi desidera seguire un'alimentazione sana, perché la carne di coniglio ha, rispetto a quella bovina, un maggior contenuto di proteine e un minor contenuto di grassi e colesterolo. Ingredienti per 4 persone. 1 chilo di coniglio tagliato a pezzi. 150 grammi di olive verdi e nere denocciolate. Una cucchiaiata di passata di pomodoro, una manciata di pinoli, mezzo bicchiere di vino bianco, una foglia di alloro, olio extravergine d'oliva, sale, pepe. In una padella versate l'olio. Fatelo scaldare e ponetevi il coniglio a rosolare.
salate, pepate e unite il vino bianco, facendolo evaporare a fuoco vivace. Poi aggiungete la passata di pomodoro e l'alloro. Bagnate con poca acqua calda e coprite. Fate cuocere a fuoco moderato, unendo se occorre altra acqua, poco per volta. Mettete i pinoli in una piccola padella e fateli tostare per qualche minuto, controllando che non brucino. Dopo 20 minuti di cottura del coniglio, unite le olive e cuocete ancora 30 minuti circa. Controllando che nella casseruola ci sia un po' di liquido. Unite i pinoli e servite. Buon appetito!